Amici bellini, entrano in campo ed entrano gli amici bellini. Diamo subito un benvenuto a tutti quelli che sono in chat, a tutti i mod, e facciamo un saluto particolare all'ottima Polly FNS, Forza Napoli sempre, entrata nel gruppo dei mod. Ragazzi, salutatela, benvenutela, non si dice benvenutela, però vabbè, non fa niente. Allora, sono le 12:01 in America e vedo le formazioni, vedo un Meite praticamente dietro la punta. Una cosa interessante che analizzeremo è una partita importante, una partita importantissima per la zona Champions e per lo scudetto. Andiamo a vedere chi c'è, salutiamo, dopodiché guarderò meno la chat, ma voi lo capite. Mettiamo subito il banner, tra l'altro, real time. Buonasera, buon pomeriggio, insomma, quello che sarà in Italia, a Roberto Ciambelli, a Gennaro Corvino, grande vittoria della Roma. E infatti vedo, sì, pesantissimo, allo scadere. Ne parleremo. Dobbiamo sperare una vittoria del Milan. Bravissimo Pablox, questo è il mio augurio, perché l'Atalanta sta lì. Quindi per me, io tifo per il Milan oggi, lo dico subito. Roma ha faticato tantissimo, al 90esimo praticamente all'89esimo hanno preso il 3-3 e poi l'hanno ribaltata con Luca Pellegrini. La difesa, hanno preso 7 gol in 2 partite dallo Spezia, una roba, più i 3 a tavolino se vogliamo essere sicuri, ma andiamo avanti. Buonasera Falco, buon pomeriggio, siamo pronti, siamo fragili mentalmente ma siamo pronti livemente. Domani abbiamo il Verona, partita ostica, però la dobbiamo vincere assolutamente. Siamo pronti Amorra, siamo pronti Polli, siamo pronti Angela, siamo pronti. Buonasera Marat, buonasera Giuseppe Pespero, buonasera, si è saltato tutto. Vabbè. Benvenutatela, eccolo, bravissimo Luigi, benvenutatela. E vediamo un pochino chi altro c'è. Roberto, nel frattempo è partita la partita. Fragili mentalmente, Napoli sono, benvenuti, Martina Stella, bonsoir, tu tifi pareggio, va bene, andiamo subito ragazzi. Ci vediamo questa partita. Voi mi potete dare aggiornamenti sulla partita dell'Inter, mentre io cerco di capire questo Milan dove vuole arrivare, perché continua a comprare ottime cose sul mercato e ci credono ragazzi, stanno dando dei segnali. Adesso si vedrà se il Milan finirà primo assoluto come campione d'inverno. Attenzione, c'è un'occasione per Leao che serve Ibra, possibile fuorigioco, Ibra la allarga un po' troppo, ma c'era il fuorigioco. Ha cercato il gol alla Insigne, strano, Ibra mi aspettavo un tiro più rasoterra, invece l'ha allargata a giro. Sul passaggio di Leao c'è un leggerissimo fuorigioco di ginocchio che andrebbe confermato, ma la palla finisce larga, Ibra sbraccia, ma giustamente il gioco suo è quello. Andiamo a vedere le formazioni anche dell'Atalanta ragazzi, perché non ho visto solo quelle del Milan. E cerchiamo di capire con quale 11 si schierano in campo. Recupero di Meite, palla che sì, e ora è Teo Hernandez sulla sinistra che serve Leao cerca di superare un avversario, ne supera un paio. Leao sembra aver cominciato molto bene, il cross di Teo Hernandez, Igrahimovic anticipa il difensore ma la mette sul fondo. Vediamo se ci sarà calcio d'angolo, non lo so, vediamo il replay. Grande azione di Leao e il cross basso di Teo Hernandez per il tocco di Ibrahimovic, disturbato da un difensore. Sarà calcio d'angolo. Vediamo un pochino
Quindi sì, Meite, in pratica qualche sito porta il 4-3-3 per il Milan. Dobbiamo vedere se Meite sarà più sotto la punta o a centrocampo. Nel frattempo Tonali dalla bandierina, il colpo di testa proprio di Meite ad anticipare i difensori, che finisce alto. Mentre l'Atalanta si schiera con un Zapata, Ilicic, Pessina in avanti, con Gosens, Freuler, De Runa, Tebor, la classica mediana, e Jim City, Romero, Toloi in difesa con Gollini in porta. Buonasera Marcello, mettiamo un like a prescindere, possiamo metterlo un like a prescindere per la telecronaca di Bruno Pizzul, Fluido Pizzul, che non l'ho studiato, nel frattempo voi potevate pensare che uno l'aveva studiato, ma invece no. L'Inter sta giocando da un'altra parte, mentre il Milan recupera palla con Tonali e ci sarà rimessa laterale. Lorenzo Nasti, Osimhen giocherà domani? Non credo, ma è probabile che verrà chiamato in panchina perché ha svolto allenamento con il gruppo, quindi la mia ipotesi è che Osimhen potrà stare col gruppo domani senza entrare, magari qualche minuto in coppa con lo Spezia, e potremo poi vederlo titolare con il Parma, quindi una cosa importante per noi, perché già siamo stati un po' troppe giornate di campionato senza la nostra punta. E Atebor recupera palla su Teo Hernandez, ma la palla finisce fuori, e vediamo un po' se questa Atalanta riesce a fare lo scherzetto alla capolista. Salutate la capolista, ovviamente. Valeria Lanzara, non ti preoccupare, grazie per essere passata a prescindere, lascia il like, studia, perché studiare è importante, deve essere una priorità. Io all'epoca non la pensavo così, ma me lo dicevano e non capivo il perché. Adesso a 37 anni lo capisco, studiare è la cosa più importante che puoi fare quando hai la mente fresca per farlo, dopo diventa più difficile. Buonasera Sabato e buonasera Mario. Vedi, ma è questione che uno si scorda, non è cattiva volontà, lo so Mario, amico mio, lo so. Ilicic nel cerchio di centrocampo, inseguito da Kalulu, riesce ad allargare sulla sinistra. Ora la palla è a Zapata che si gira, Ilicic ancora per Zapata, ma c'è l'intervento di un difensore del Milan a chiudere, e vediamo ora al centro di centrocampo c'è Kessi che verticalizza per Leao. E resta in zona di tre quarti milanista Leao e torna indietro, ricomincia da Kalulu. È interessante questa formazione con Castillejo, ancora devo capire come si sono messi in campo. È più facile per me capirlo quando è il Napoli, perché sono movimenti che abbiamo studiato. Vediamo se il Milan. Direi che Meite è abbastanza alto, quindi direi che è confermato il 4-2-3-1. Vediamo un po'. Ora è Tonali che però non riesce a liberare, riesce ad andare a contrasto, ma l'Atalanta recupera il pallone. Ora è Zapata che prova a superare Calabria, sterza Zapata, ma ora c'è Meite, recupera palla l'Atalanta, il cross ribattuto da Castillejo, sarà fallo laterale. Reagisce l'Atalanta ad un buon inizio del Milan. E vediamo un pochino. Domenico Guida, quando si farà l'estrazione della giveaway voglio dare un pochino di tempo ad altre persone, magari la facciamo anche in fine live domani. Voglio controllare quante altre persone possono vedere il video di ieri, quello su Milik, quello sulla giveaway, e poi faremo l'estrazione live, ragazzi. È importante per partecipare all'estrazione, lo ricordo, che commentiate l'ultimo video postato con il vostro username che avete sul canale Telegram, altrimenti non posso estrarvi. Ho letto che la Roma all'ultimo voleva Milik dopo il caso Dzeko, ma uno scambio non lo si poteva fare, queste sono occasioni d'oro. Caro Andy, sì, ma era già troppo tardi, perché Milik ha chiuso con l'Olympique Marsiglia prima che il caso Dzeko venisse poi a galla completamente, e sono operazioni, insomma, l'Olympique Marsiglia offriva soldi e quella era la priorità. Poi dopo lo scambio tra i due giocatori
scontenti, dipende da loro e non dalle società. Attenzione a Zapata che punta ancora Calabria lo ferma molto bene, molto attento il terzino del Milan che sta facendo una stagione anche sorprendente, se vogliamo. Qualcuno dice per la mancanza del pubblico lui si sente più tranquillo, ora ha lanciato Leao sulla sinistra, scappa credo a Toloi, vediamo un pochino, Leao si ferma, riesce a mettere il pallone dall'altra parte per la corrente Calabria che fa partire il cross, ribatte credo Jim City ed ora c'è un fallo a centrocampo su Zapata di Tonali. Allora, siamo fragili mentalmente comunque, a prescindere, e ringrazio tutti quelli che stanno ritwittando l'hashtag fragili mentalmente, ragazzi, stanno arrivando video bellissimi, c'è il buon Stracandido, Pino Stracandido che ha fatto il suo balletto e mi ha attaccato su Instagram, c'è il Francesco che se l'è suonata con la chitarra elettrica, mi stanno piacendo tutte queste cose belline, bravi, continuate. Allora ancora Zapata che cerca di puntare, supera in velocità Calabria, il cross al centro, l'intervento di Kier in calcio d'angolo, l'Atalanta sta crescendo. O no? Sì, ho risolto, allora ho capito, sì, la guida è utile Giovanni per l'altra piattaforma, ho capito che tutto deve partire da Amazon è più facile poi dopo, cercando il nome dell'altra piattaforma, linkare i due account di Amazon e dell'altra piattaforma e poi è facilissimo, è un gioco da ragazzi abbonarsi anche all'altra piattaforma di cui non si può parlare perché chissà, poi dopo si offendono. Attenzione, il cross al centro, Ibrahimovic non vuole rischiare, la mette ancora in calcio d'angolo, Donnarumma un po' in apprensione che grida ai suoi, ora c'è Ilicic che viene sgambettato da Castiglieco, protesta il numero 7 milanista pieno di tatuaggi, ma il fallo mi sembra netto, cioè che protesti, cioè se n'è andato, gli hai toccato il ginocchio, no, non si è tuffato, no, io l'ho visto il contatto, Marat. L'ho visto, derbissimo interessante. L'Atalanta c'è, Llorente all'Udinese è più che una suggestione, amico mio, pare proprio di sì, con l'Udinese che girerà poi Lasagna al Verona, quindi valzer di punte, attenzione il cross, interviene Donnarumma di pugno ad allontanare e poi il tiro al volo di un giocatore, pare sia De Ron, che ha provato il gol della domenica, finito molto alto sopra la traversa. Allora. Questo mi fa piacere, Roberto. È proprio così, è parte di questo progetto, ragazzi, questo caffè Napoli, perché poi è un caffè Napoli, quindi fate conto che noi non possiamo andare al bar per chiacchierare tra di noi e parlare di calcio, e il caffè Napoli è anche questo, ci incontriamo qui in virtuale, chiacchieriamo, ci confrontiamo, il verticalizzazione di Teo Hernandez con l'intervento alla disperata di Romero, quindi vediamo qui un intervento di Gosens su Castiglieco. L'arbitro aveva lasciato proseguire per il vantaggio, ora è Gollini a richiamare l'attenzione, i capelli di Meite sono qualcosa di spettacolare, cioè, poi uno parla di capelli, ma veramente. Buonasera Bruerd. Un'app dice che verrà trasmessa a titolo gratuito e da risparmiare sull'ingaggio. Sì, Giovanni, credo anche io che sia una questione di ingaggio per Llorente. Ora non lo so se... Attenzione al cross di Tonali, intervento di testa, libera l'Atalanta. All'inseguimento del pallone ora è Teo Hernandez che ricomincia da dietro, non è che lo prende da dietro, e che diciamo le cose come stanno, perché sennò va a finire che, ragazzi, siamo arrivati a una 50 di like, giusto per sapere.
Sorpreso che Muriel non è stato inserito. Vabbè, Muriel sta quasi sempre cioè Muriel è uno di quelli che entra dalla panchina, comunque ti garantisce un buon numero di gol a prescindere dalla sua titolarità, e Gasperini li alterna molto quelli in avanti. Ovviamente ci sono tante scelte, tante opzioni importanti. Giusto 50 like. Vediamo, ragazzi, qualcosa in più. Si può fare qualcosa in più dopo. Vi ricordo che a straordinaria richiesta di nessuno, era una mia volontà, a fine partita, noi a fine primo tempo ce la parliamo tra di noi, voi mi fate domande su qualsiasi cosa e io vi risponderò a fine partita, appena avranno postato i loro personali commenti sulla partita. Avremo 2 ospiti speciali, i milanisti del web per il Milan, Vincent, e l'ottima Franci Loca, Francidea, anche su Instagram, che io apprezzo tantissimo, e ci daranno le loro impressioni su questa partita, che è una partita di vertice a tutti gli effetti, e quindi è importante. Lancio dal centro rasoterra per Teo Hernandez, che si accentra, palla al piede, lancia a partire un cross troppo basso, libera l'Atalanta. Ora è Ilicic in possesso di palla, che prova ad impostare questo contropiede. Ora è Gosens, cambio di fascia verso Atebor, la classica azione atalantina. Ora Atebor che tira, c'è la deviazione di Chessy che finisce non lontana dal palo sinistro difeso da Donnarumma. Attenzione, il classico taglio da un terzino all'altro, e Atebor lascia partire un tiro molto pericoloso che si devia in calcio d'angolo. Donnarumma era in traiettoria, ancora un'occasione per l'Atalanta. Bella partita, si può dire. Buonasera, dove la Franci? Mica sono venuto a vedere te, amico mio. Ovviamente la Franci ci raggiungerà, come ho appena detto, a fine partita, perché in questo momento deve assolutamente concentrarsi e guardarsela. Io lo capisco, durante le partite neanche io andrei mai ospite e live da nessuna parte, ma ci raggiungerà appena tutto sarà finito e al risultato acquisito ci dirà la sua su questa partita importantissima. C'è Petagna che è Petagnone. giustamente. Attenzione, ancora l'Atalanta con Gosens, il cross di Gosens ribattuto da Calabria con le mani dietro la schiena. Oramai i difensori stanno imparando che devono mettere le mani dietro la schiena, ragazzi, perché non vogliono rischiare. È un modo di difendere che continua a farmi ridere, perché non è così che si gioca a calcio, l'equilibrio eccetera eccetera, ma purtroppo che è difficile da cambiare oramai, perché nessuno vuole rischiare la siringhetta del rigore anche involontario, e non si capisce mai. Il cross di Ilicic ribattuto da Teo Hernandez, colpo di testa di Leao ma anticipato Gosens. Ancora un'occasione in questo momento per l'Atalanta, ma c'è fuorigioco di Ilicic. Vediamo un pochino, il fuorigioco c'è, è netto. Vediamo un po'. Diego Demme, aiutaci tu. Meret Secocco Rindoliet, e questa pure poteva essere una rima plausibile, amico mio. Ora c'è l'Atalanta ancora in possesso di palla, Ibra resta a terra dopo un contrasto aereo. Vediamo ora sul versante sinistro, c'è un passaggio verso il centro, Ilicic cerca lo spazio per tirare, mette a sedere Kalulu, che però si alza molto bene, gliela tocca. Buona difesa di Kalulu. Ora è Leao che però perde il possesso di palla, e c'è De Ron che conquista un fallo laterale. A viso aperto, partita molto vibrante, mi piace, ci stiamo divertendo finora. Il classico atteggiamento dell'Atalanta che si prende qualche rischio ma poi diventa pericolosissima in attacco. Ora ancora Ilicic che mi sembra parecchio in forma, serve Atebor, il cross, c'è un intervento di Donnarumma con l'ausilio del palo. Devo rivederlo perché non so se il legno è stato effettivamente colpito o se è stato solo l'intervento di Donnarumma a liberare
l'area, ma in questo momento è ancora l'Atalanta in area di rigore, ne esce di nuovo il Milan un po' in affanno in questi ultimi minuti, ancora Ilicic dalla distanza, c'è prova, la palla finisce non lontana dal palo, vorrei rivedere qualche replay, l'Atalanta si sta veramente imponendo in questo momento. Rivediamo il tiro di Ilicic che non finisce lontano, la strozza un po' troppo, questo invece il tiro di Adebor, no, solo mano di Donnarumma, con mano tosta, non la piega. E acqua, Angioletta, è acqua, che ti credi? Comunque a mezzogiorno qua non mi posso bere niente di che, difficile, vado. Quanto manca il rigore del Milan? Credo una ventina di minuti, Giancarlo. Purtroppo queste sono battute che ci stanno, uno non è che se lo vuole prendere, ma Gattuso, e lo sento alluccare fino a New York. E così, attenzione ancora Ilicic, la cicca, resta in possesso del pallone in aria, seguito da Kalulu. Ilicic cerca di trovare spazio, ma Kalulu è molto attento e gliela mette in fallo laterale. Vediamo se c'era qualcuno del Milan richiamava una situazione, non so se di fuorigioco o di altro, ma sono entrambi in partita, Kalulu e Ilicic. È una bella sfida. Il difensore del Milan molto attento in questo frangente. Ancora 0-0 allo Stadio Friuli, grazie Pablox per l'aggiornamento. Il Milan quotato a 3 in casa, a me puzza sta partita, Mario, lo vedremo. Attenzione, Tonali sbaglia il controllo, Atalanta ancora in possesso di palla, ora c'è un cross ribattuto ancora da Kessie. Zapata non riesce a conquistare il pallone, c'è un rilancio troppo lento di Calabria, ora è Tonali e prova ad uscire, palla al piede il Milan ora con Kessie che lancia lungo verso la corsa di Castiglieco, ma interviene in anticipo Jim City verso Gollini che ora rilancia nella zona di centrocampo. Io tengo tutto quando stesse taglie capille, quindi vado in difficoltà a chiamare i nomi se non vedo i numeri, e questo capita quando tu guardi le partite degli altri, ma ci siamo. Ilicic è ben riconoscibile e poi ovviamente i trequartisti si muovono molto, quindi vediamo se Ilicic riuscirà a liberarsi della marcatura di Kalulu. Ancora una volta c'è un fallo laterale assegnato all'Atalanta. È una bella partita. Gennaro, tutti ci speravamo. Io devo dire la verità, ho mandato pure un messaggio a Asso perché sul 3-3 dello Spezia, nonostante io fossi contento ovviamente per una questione di classifica, io ho detto mamma mia, cioè è stata una reazione quasi da uno che capisce cosa significa quando in casa, nello spogliatoio ci sono gli abbutinamenti, ci sono tutte queste cose qua di cui i giornali parlano. Ho detto mamma mia, questo li può affossare definitivamente, perché cioè, il 3-3 all'89esimo, proprio lo Spezia che voi dovevate distruggere anche per per vendetta, no? E invece poi la Roma ha trovato le forze al 92, praticamente allo scadere, di riportarsi in vantaggio con Pellegrini, buon per loro. Però sì, sono stati lì per sprofondare in un baratro pesantissimo. Invece questi 3 punti potrà aiutarli, comunque hanno una classifica ottima nonostante le difficoltà più di società, no? di ambiente che ci stanno pervadendo la Roma. Salvatore De Simone, da 1 a 10.000 quanto siamo fragili mentalmente? Tantissimo, amico mio, penso almeno 9.000, non tutti, non sempre, ma vediamo un pochino. Esatto, noi ci siamo passati e siamo fragili mentalmente, siamo fragili mentalmente. Parliamo di calcio. Allora, non pensi che siamo fragili? Hanno avuto più fortuna, ma chi? Se parli della Juventus sì, ma il discorso che faccio sempre io è che quella fragilità mentale ci pervade un po' da sempre, no? Quindi la mia canzone non viene post Supercoppa, ma viene in generale
discorsi un po' fatti così, un po' per sentito dire, alcune frasi fatte che i giornalisti utilizzano quando non sanno come parlare di tattica, no? E allora tutta una serie di discorsi che ci stanno, e chissà se i giocatori l'hanno già ascoltata, se prima o poi ci faranno un commentino. Gosens libera in fallo laterale, ora il Milan prova a riversarsi ed viene inquadrato il buon Mario Mandzukic, che chissà se farà il suo ingresso oggi, se farà la differenza. Comunque è un acquisto importante sicuramente. Mister No Comment, oggi è proprio una giornata no, meno male che ci sei tu, io spero in un bel pareggio. Amico mio, mi dispiace sia una giornata no, spero di poterti dare un sorriso con insomma un po' di intrattenimento, un po' di... stiamo in amicizia, quindi spero di farti anche un po' di compagnia. Ti dirò, il pareggio non è male, però visto che io ritengo il Milan ampiamente lanciato, io ti dico, la vittoria del Milan va meglio per noi, perché se si riavvicina l'Atalanta sta là, a pochi passi, quindi sarebbe meglio una vittoria del Milan secondo me. Attenzione ora a Zapata che serve Ilicic punta gli avversari, resta in possesso di palla, la scarica all'indietro, ancora palla per Ilicic, si muove a Tebor, Ilicic lo ignora, cerca il cross di destro, troppo su Donnarumma, anche questa occasione svanisce, un bel X, vedi, l'X è quotato tra i tifosi nostri, non lo so ragazzi, non lo so, bassista, telecronista, intrattenitore, Giacomo, si fa quel che si può. Io lo spero tanto, Keynes su Osimhen, immagino la voglia che avrà di spaccare tutto, e quella già ce l'aveva a prescindere, perché è un giocatore giovane, Kill e Guaglione, Osimhen, Kill e Guaglione, e quindi avrà quella freschezza, quella voglia di spaccare tutto, di spaccare la porta, si deve imporre nel calcio che conta, insomma con il Lille ok, però quando sei col Napoli hai più telecamere che ti osservano. Ibrahimovic viene fermato dall'Atalanta, cincischia un po', Zielinski quando cincischi, e ora Leao mette palla in fallo laterale. Ancora una partita molto intensa, devo dire la verità. Dicono che Osimhen sarà in panchina, esattamente, sì, sono convinto anche io. Io sono per l'X, per lo scudetto, vista stagione particolare, mai dire mai, amico mio, mai, cioè smettere di sognare no, sono d'accordo con te, però io credo che siamo molto indietro per quanto riguarda lo scudetto, perché ci vuole una continuità, che l'unica che sta dimostrando un pochino è il Milan, l'Inter subito a ruota, la classifica ci dice le squadre più continue sono state quelle lì, l'Inter non in Coppa ovviamente. Attenzione, un cross, ancora un colpo di testa di Calabria in calcio d'angolo, l'Atalanta non smette di attaccare. In questa seconda fase, insomma, dopo un buon inizio del Milan, l'Atalanta si sta prendendo il pallino del gioco, bisogna dire. Si fa quel che si può, ma con i like non si mettono. Ma fammi capire, non stanno lasciando i like. Gli amici bellini si stanno dimenticando di lasciare like. C'è un colpo di testa incredibile. Credo si tratti di Romero su un cross dalla tre quarti verso l'area piccola. Non riesce ad intervenire. Credo che Donnarumma l'ha presa giusto sotto il corpo. Il colpo di testa di Romero finisce basso, vediamo che supera Kalulu, bisogna controllare la posizione di Romero al momento del cross. Donnarumma non riesce ad intervenire sul colpo di testa che finisce quasi tra le gambe, ma tra gambe e braccia. Rivediamo questo cross, grande colpo di testa che anticipa Kalulu, movimento straordinario di Romero, vediamo se effettivamente c'è da controllare, credo di no, quindi andiamo ad aggiornare il banner, ragazzi, andiamo ad aggiornare il banner, lo vediamo qui, Milan-Atalanta in questo momento 0-1, e scriviamo Romero, salviamo e rimettiamo il banner. Incredibile amici, ma l'Atalanta lo stava meritando, era nell'aria.
sempre 0-0 nel frattempo. Udinese che prende coraggio dopo il miracolo di Musso su Lautaro. Interessantissimo Pablox, bene così. E bene così dice anche Pac Perry. Immagino tu sia un tifoso dell'Atalanta o dell'Inter o della Juve, qualcuno che sta lottando con il Milan. Immagino. L'Atalanta gioca il miglior calcio d'Italia, è sicuramente un calcio spettacolare, molto dispendioso, sono giocatori tutti mentalizzati, è difficile farlo per tutto l'arco della partita, però loro vanno sempre in crescendo e quindi è anche bello da vedere. Io non ero esaltatissimo tecnicamente da certi giocatori che toccano il pallone alle volte anche così, però sanno come muoversi in campo, sanno cosa devono fare e oramai questo significa anche lavorare con un allenatore per tanti anni e giustamente certi automatismi diventano proprio, si gioca a memoria e questa è la differenza. Quando poi qualcuno dice Gattuso out, è un po' troppo presto, facciamolo lavorare almeno un anno. È un anno particolare dove lavorare degli allenamenti è difficile. Io mi auspicherei un pochino più di tempo a disposizione per vedere cosa può fare. Se poi ci rendiamo conto dopo un paio d'anni che non è cosa, ora intervento in calcio d'angolo di Jim City. Il Milan cerca di reagire con questo cross di Leao verso Ibrahimovic, anticipo di Jim City. Solo il 13 non faccio, quote troppo strane, vittoria Milan a 3 e Atalanta a 2,10. E in effetti per un Atalanta che comunque sì è forte ma è in trasferta ed è molto più dietro, mi sembra strano il Milan dato a 3, però forse anche, non lo so, la statistica, il Milan le vince tutte, non lo so. Attenzione, c'è un possibile contropiede, ma Donnarumma anticipa, esce dalla sua area di rigore e la mette in fallo laterale con un lanciatissimo Ilicic da solo nell'area del Milan, nella metà campo del Milan. Ora l'Atalanta si potrà rendere ancora più pericolosa in contropiede perché il Milan dovrà scoprirsi un po' di più per cercare il pareggio. Tu sei tifoso del Napoli, quindi tu preferisci la vittoria dell'Atalanta perché evidentemente credi ancora allo scudetto, e questi sono i due modi di vederla, amico mio. Attenzione, ancora l'Atalanta in possesso di palla, cerca di liberarsi dell'avversario, ora è il numero 11 che serve Gosens torna indietro, ancora dal numero 11 che credo sia no, il numero 11 è Freuler, pensavo che era Pessina è 32, attenzione. Concordo, l'anno lo deve finire, poi si traggono le conclusioni, a stagione finita la dirigenza valuta se continuare questo ciclo o iniziare un altro percorso. Fabio, sono d'accordissimo con te. Attenzione, ora ancora Ilicic in possesso di palla, viene messo giù da un intervento di Meite che alle volte si confonde, si può confondere con che sì, ma in questo caso non sono sicuro. Forse un tocchettino con la punta della scarpa del piede sullo stinco di Ilicic, un fallo anche discutibile, però l'arbitro era molto vicino, si dice sempre così, no? L'arbitro era molto vicino all'azione e quindi ci siamo molto bene, ragazzi, molto bene. Qualcuno è andato via, la matematica non è un'opinione, quindi bravi così. Purtroppo, anche se non vorrei dirlo, questo è l'anno dell'Inter, potrebbe essere, amico mio, perché non avendo impegni di Coppa potrà allenarsi meglio sicuramente nelle fasi cruciali di questo campionato, ma osserviamo questo calcio di punizione per l'Atalanta. Ilicic la toccherà per un suo compagno e poi proverà un cross al centro, ci sono due linee, attenzione, il pallone è basso, ma c'è l'intervento di Zapata che la svirgola un pochettino e può intervenire Donnarumma senza difficoltà. Domani Osimhen in panchina? Probabilmente sì. Uscita di Gollini bassa su Castillejo.
Molto probabilmente sì. Ragazzi, se non siete iscritti al canale siete completamente pazzi. Lazil, bella amico mio, bella a te. Iscrivetevi al canale per sfizio, perché ci sono delle cose che dobbiamo fare insieme. Attenzione, il cross di Meite anticipato Leao, ora è Zapata, lotta con Kier, un bellissimo scontro molto fisico. Alla meglio Teo Hernandez, che ora prova a puntare Ilicic, ma è costretto a tornare indietro. Anche Teo Hernandez ogni tanto torna indietro come fa Mario Rui. Io lo so che Teo Hernandez è un giocatore superiore, ma alle volte quando le linee di passaggio... Vi rendete conto cosa è successo? Non me l'aspettavo. Devo aggiustare perché l'orecchio di Popotta è tagliato, però benvenuto al nuovo amico che mi sta seguendo sull'altra piattaforma. Molto bene, molto bene. Non so se si è sentita pure la cosa, che dovrebbe esserci Popotta, Ciampotta, ma questa è una prova, me la devo ricordare al minuto 35, me la devo ricordare, devo riosservare la live e capire. Carmine Avallone, vince o perde, io sono per incoraggiarli sempre, forza Napoli, forza Insigne, sono d'accordo. Come la vedo, amico mio, dove sta? Attenzione, Pasquale, come la vedo? La vedo su DAZN, la vedo seduto. La vedo che è una partita tostissima, ragazzi, è una partita tostissima, non tanto per quello che è successo in Supercoppa, che ci può stare, ma perché il Verona gioca bene. Il Verona ha messo in difficoltà tutte le squadre forti, e il Napoli dovrà dare il massimo, e il massimo del Napoli potrebbe bastare. Se non diamo il massimo, no. Teo per me potrebbe giocare pure in porta, il risultato sarebbe lo stesso. Teo, vabbè, è forte, ragazzi, forte. Vittoria del Milan o pareggio, sono d'accordo, Salvatore. Grazie a te Ivano, non c'è dubbio. Cavai, si sa, la faida sta tra Torino e Milano, tra poco lo danno. Ok. Attenzione Brewer, grazie amico mio, anche perché comunque sì, è mezzogiorno, ma non ho dormito molto, devo essere sincero. Infatti Rita, vedi le occhiaie, insistono. Giusto il tempo della doccia, delle cose, fare il promemoria della partita. Ti ringrazio per il tuo supporto, per il caffè, perché mi devo pigliare un altro po' di caffè e svegliarmi. Tra l'altro perché ieri, e poi avete visto, io non lo so, faccio pubblicità, che me lo fotte, l'avete visto il musical Hamilton? Se non avete visto il musical Hamilton, Alexander Hamilton, si trova su Disney Plus, e dovete fare una cosa: dovete prima imparare l'inglese, cioè fate prima un corso di inglese accelerato intenso di 6 mesi, perché altrimenti non ve la potete godere. Il musical Hamilton, musical che io conosco a memoria, che io ascolto tutti i giorni, anche perché i ragazzi, gli attori, i ballerini rappano e cantano e ballano e fanno cose straordinarie. C'è un rap, c'è la musica modernissima a Broadway. E quindi per stare dietro a tutte quelle parole, io che abito in America da 10 anni e faccio difficoltà, ma mi serve proprio per imparare ancora di più. Lo conosco a memoria, ieri l'ho messo video e non mi addormentavo perché stavo là così, ma come siete bravi, ma come siete forti, ma come siete fortissimi. La scrittura, il talento, una roba straordinaria veramente. Attenzione a Ilicic che punta Kalulu, il servizio al centro ribattuto da Kier, ora è Jim City che anticipa Castillejo, Freuler in possesso di palla che torna indietro per la corrente. Chi è quello? Torna ancora indietro l'Atalanta, rischia il fallo laterale, ma palla ora a Gollini, si muove Atebor che torna molto molto arretrato per poi servire Ilicic. Verticalizzazione in questo momento in possesso di palla, ancora arriva la palla a Toloi, attenzione a Ilicic che supera un avversario, c'è un tocco di Teo Hernandez, Ilicic finisce a terra, è al limite dell'area,
Il fallo di Teo Hernandez mi sembra netto. Ottimo contropiede dell'Atalanta che riparte da dietro e tocca, rivediamo il replay, salta di netto Tonali, il tocco sulla gamba c'è, è leggero ma c'è, quanto basta per far cadere Ilicic. Posizione molto interessante proprio per Ilicic, perché siamo al limite proprio dell'area, posizione ideale per il mancino di Ilicic. Siamo all'interno della lunetta, cerca di rimanere concentrato Donnarumma, si spray intorno al pallone e si posiziona la barriera. I giocatori del Milan non si possono mettere a rete linee, ma se quella è la distanza, capita fa, purtroppo. Qualcuno si stenderà a terra, sicuramente, le nuove cose che si fanno in barriera oggi. Vediamo un pochino, c'è Tonali che probabilmente resterà dietro la barriera, si inginocchia, non si stende questa volta, questo è il nuovo modo. E l'arbitro gli dice pure mettete le mani a rete, perché pure se stai in ginocchio così rischi il rigore. Attenzione, c'è una controbarriera dell'Atalanta per nascondere il pallone. Interessante questo doppio. Vanno in avanti, attenzione, Ilicic, il tiro, la parata di Donnarumma e il colpo di testa poi di Jim City, ancora una parata. Il tiro era potente ma centrale e ci sta come scelta perché Donnarumma non aveva la possibilità di guardare il pallone, ma rimane in piedi il portiere del Milan e sventa questa situazione molto pericolosa dove l'Atalanta poteva portarsi su 2-0. Una roba, molto molto importante, molto importante. 15 like e arriviamo a 100. Io ringrazio Falco75 che mi tiene aggiornato, ragazzi. Se qualcuno di voi, perché io lo so che a volte voi vi guardate la live, vi dimenticate, eccetera, eccetera, ma so che qualcuno di voi sta anche guardando la partita, magari mi tiene in sottofondo sul comodino, c'è un piccolo Saverio Solido sul comodino che parla virtualmente, eccetera, eccetera, e vi siete dimenticati. Fatelo poi mi rimettete sul comodino, però prendete un attimo il cellulare, togliete la live chat se ce l'avete bella aperta e lasciate un attimo, cambiate il colore al pollicino del like, dopodiché mi rimettete sul comodino, perché non è cattiva volontà, io lo so, voi state là, vi state godendo l'intrattenimento, ci teniamo compagnia, è solo una questione di vi siete dimenticati. Fai. Amico mio, l'Inter mi interessa, è chiaro, però io una partita mi posso vedere, non posso andare, perché se vado avanti e indietro non capisco niente. In realtà i giornalisti, mo parto moltissimo contro i giornalisti che si vedono e parlano di tutte le partite non hanno visto niente, non hanno visto nessuna partita, che tu salti e ti vedi giusto gli highlights, non puoi sapere come effettivamente si è svolta la gara, se c'è stato il dominio, se è stata un'azione fortunosa, non lo puoi sapere. Allora diffidate, specialmente dai giornalisti che vengono nelle trasmissioni, ma mi rivolgo più ai napoletani, vengono nelle trasmissioni napoletane a parlare del Napoli come se ne sapessero approfonditamente, perché sono fragili approfonditamente, perché non ne sanno niente, perché se sono visti tutte le partite, se la sono sentite per radio, no, così non la sapete come è andata, e così dite ma quello poi Insigne deve giocare, deve fare, se arriva. Non solo i giornalisti delle altre, anche i giornalisti nostri non se le vedono. Quindi diffidate e ascoltate solo quelli che guardano una partita alla volta, perché altrimenti è facile parlare. Quando parli di calcio da tanti anni è facilissimo poter dire ma in realtà il possesso di attenzione, Ibra sul lancio da lontano, Ibra la tocca ma non riesce a rinquadrare la porta da pochi centimetri. Vediamo il lancio di Tonali, Ibra era in posizione regolare, la tocca con il ginocchio, il classico, la ginocchiata di Ibra, ma non è riuscito a rinquadrare la porta. Orecchier con un retropassaggio a Donnarumma che rilancia non benissimo, ma c'è un fallo di Gosens su Castiglieco non rilevato dall'arbitro. Secondo me la spinta ci poteva stare in questo caso. L'Atalanta ritorna in possesso di palla ora con Ilicic che si gira su se stesso.
Bravo. Guarda, tu ci aggiorni come sta facendo anche Pablox e ci dici come si stanno comportando le due squadre. Si dice come ci stanno. Il Milan oggi sembra un po' fragile, è vero. L'Atalanta si sta comportando meglio in questo momento, senza dubbio. Ora l'arbitro ha colloquio con Donnarumma e Donnarumma smette a mano annanza. Io voglio capire una cosa. Questo fatto di mettersi la mano davanti così le telecamere non vedono, no? Ma tu stai parlando con l'arbitro, è una cosa ufficiale, cioè se lo vede l'arbitro, cioè se lo sa l'arbitro quello che gli stanno dicendo, ma perché non l'avessimo sapere noi? Fammi capire, mi fate capire che significa questa cosa che non volete far sapere? Che ci stai dicendo? Io per questo il calcio non lo capisco più. Gli arbitri devono parlare, i giocatori devono dire quello che dicono, cioè, no, se mettono la mano, non lo capisco, non lo accetto nemmeno. Come sta andando? Un pochino meglio l'Atalanta, amico mio. Il Milan aveva cominciato anche bene e adesso sta provando a riversarsi nell'area dell'Atalanta, ma l'Atalanta, lo sapete, si chiude compatta e riparte ora in contropiede. Il lancio per Zapata un po' troppo lungo, scivola Zapata. Non dovrebbero esserci problemi fisici, ma non ci arriva Zapata in questo caso e riparte Donnarumma. Lo capite? Lo capite quel fatto che dite questo? Non lo capisco. Ci sono due tipi di persone: chi spera che vinca l'Atalanta e gli scaramantici veri. E tu dici no, Martina, io veramente preferirei. Attenzione Teo Hernandez, il tiro da fuori area ribattuto. Io non voglio lottare con l'Atalanta fino alla fine, ragazzi. Io preferisco che perda l'Atalanta, perché noi dobbiamo puntare alla Champions League, non allo scudetto. Io sono onesto. Come vi dissi per la Roma, che doveva vincere che non doveva vincere la Lazio, che era meglio un pareggio perché la Lazio poi si avvicina pure lei alla cosa, e doveva vincere la Roma perché con la Roma noi abbiamo almeno lo scontro diretto. Se ci sopraffa pure sopraffa. Vabbè. Insomma, ma avete capito, io preferisco che vinca il Milan e che si giochino loro lo scudetto, tanto noi non abbiamo la forza fisica, siamo fragili mentalmente, quindi anime, Marcello, non sono... Mi piacciono i cartoni animati in generale, i fumetti anche, però non ho tempo di vederli, di cercarli, e in questo momento è tutto calcio e musica, quindi anime veramente pochissimo. Vediamo un pochino. Vale, per me invece dobbiamo crederci, la matematica non ci condanna. No, ma la matematica non ci condanna, però hai capito che poi le devi vincere tutte e loro le devono cominciare a perdere, siamo molto indietro. Attenzione al cross, Ibra di testa, Gollini è fuori dai pali e viene chiamato un fallo in attacco da Ibra e non accetta. Attenzione, vedi, non accetta, e questo è anche il modo di protestare e di mettere, vedi, Gollini. Ibra non fa nulla, devo dire la verità. Gollini gli scappa la palla, Ibra non fa nulla per dare fastidio a Gollini, devo dire la verità. Quindi in questo caso capisco le proteste di Ibrahimovic, ma viene chiamato comunque un fallo, forse un disturbo, ma in realtà tu devi avere il possesso del pallone, tu portiere, per poter essere disturbato dall'attaccante. Non sono d'accordissimo. Finisce il primo tempo e adesso parliamo insieme, ragazzi. Finisce il primo tempo, un'Atalanta che probabilmente sta meritando il vantaggio, secondo me. Ripropongo, fammi vedere, la cosa più importante è mettersi in testa che quest'anno il nostro obiettivo è tornare in Champions. Una volta capito questo, i vari Gattuso out suoneranno folli a tutti. Esatto, Walter, perché se noi teniamo in mente lo scudetto è chiaro, Gattuso out, ma allora anche Conte out subito, quando non riesce a passare nemmeno i gironi e non va nemmeno in Europa League. Pirlo, che è così lontano dallo scudetto, out subito. Bisogna dare un po' di tempo in cui una stagione così ancora di più. Ho sbagliato, i tifosi realisti sperano che vinca il Milan. Esatto.
Non ti preoccupare, l'Inter è solita incepparsi sul più bello, questo è vero. Il Milan sta perdendo oggi, piano piano, vale piano piano. Speriamo, Domenico, che ti devo dire? È chiaro, sarei il giocatore, sarei lo youtuber più e il tifoso più felice del mondo, è chiaro. Però 100 like, molto bene ragazzi, vi ringrazio. Abbiamo anche oggi, come dice qualcuno, battuto la matematica, perché siete in 75 ma sono 100 i like. È così che funziona, amici miei. Quindi bravissimi, non ci fermiamo adesso, perché più ne apriamo e più verranno poi dopo persone anche a sentire il commento della Franciloca e di io continuo a chiamarla Franciloca, ma oramai lei si chiama Francidea sui vari social, e di Vincent dei milanisti sul web o del web, e quindi faremo un approfondimento anche post partita per un pochino, perché è un giorno così. Nel frattempo ne parliamo anche del Napoli, ma perché siamo in vigilia, quindi qualsiasi cosa mi volete chiedere siamo qui a disposizione. Sta tornando Victor James, Victor James, si chiama James o secondo nome, non lo sapevo nemmeno io. Interessante, Vincenzo. Quando uno dice Ames, io lo leggo Ames e penso così. Arrizzo tantissimo per il ritorno di Osimhen, assolutamente sì. Intanto intervallo anche ad Udinese Inter, Milan 0-0, benissimo. Se non abbiamo vinto lo scudetto con il gioco di Sarri, lo vinciamo adesso. Cavai, il gioco non sempre ti fa vincere. Il gioco di Sarri era straordinario, ma io non mi focalizzo nemmeno sul gioco di Sarri. Sarri ci ha fatto vincere tante partite, quindi con il bel gioco o senza, perché in realtà in quel caso con il bel gioco per sempre, 91 punti. Quindi la domanda che tu ti devi fare: non lo abbiamo vinto con 91 punti, lo vinciamo adesso? Ed è una domanda legittima. Però scusate, il buco dell'aria, però c'è da dire che tutti i campionati sono diversi e che con 91 punti probabilmente quest'anno si vince anche di meno, perché ci sono meno squadre, cioè non c'è una che comanda e le vince tutte. Qualche scontro diretto, insomma, qualcuno lo fallirà. Victor James, ok, bene. E quindi vedremo, ci sarà una quota scudetto molto più bassa. Tu pensi che 10 minuti li fa? Io non lo so se li fa domani, ma probabilmente con lo Spezia, perché ragazzi dipende pure da come va la partita domani. Il Verona è una squadra tosta che gioca a uomo, quindi secondo me fare entrare Osimhen contro una squadra così tosta che gioca a uomo potrebbe essere un rischio calcolabile che io non mi prenderei sinceramente. Se poi stiamo perdendo e vuoi tentare tutto per tutto, ok, però va bene, grazie ragazzi, mi avete fatto sapere una cosa in più. Buonasera Matteo. Da me sono le 11:52, noi sono le 12:52, quindi i fusi orari, amore, i fusi orari. Charles Bukowski, non ti preoccupare, tutto bene. Ci siamo visti questo primo tempo insieme, adesso vedremo il secondo, dopodiché avremo degli ospiti straordinari che ci parleranno della partita. Probabilmente abbiamo le possibilità, perché questo campionato, come quello scorso, non si arriverà esatto. La media intorno agli 84 esattamente. Buonasera Mariano, di nuovo Angela. Oggi ho visto un video del Ciuchi quando giocava ancora nel PSV, lo sai che tira i calci d'angolo non male. Angela, il Ciuchi se diventa protagonista della squadra in cui gioca è devastante. Anche i calci d'angolo va bene, ma io preferisco averlo in area, perché è uno dei pochi che abbiamo in campo che vede la porta, che c'ha il senso del gol, il famoso senso del gol, di destro, di sinistro, di testa, una spizzata, una scivolata, lui vede il gol, quindi lo preferisco in area, e che i calci d'angolo li tiri Fabian, per esempio. Peccato per la Roma, lo so, all'ultimo respiro. Peccato che la nostra proiezione è 68 punti, altro che 84. Sì, ma le proiezioni lasciano il tempo che trovano, posso essere di meno, posso essere di più.
dipende dagli altri. Se tu vedi, allora qual è la proiezione della Juve? Pure loro? 68 punti? Non credo che finiranno a 68 punti, quindi queste proiezioni a me non mi convincono, non mi convincono. Era un discorso alla Allegri. Vediamo un po'. Vale, finalmente una buona notizia, lunedì devo andare a provare in una canzone in studio dopo mesi in attività. Grande Robby, vai, spacca tutto. Io sono rientrato in sala pure dopo un po' di tempo con la mia band, e sentire il basso sotto alle mani con la band, e niente, stavamo provando canzoni vecchie, ma mi ha fatto sentire vivo again, quindi vai e spacca tutto. La Roma pure questa volta con lo Spezia ha fatto tutto per buttarla, addirittura hanno subito il pareggio al 90esimo e vinto 2 minuti dopo, è vero. Ho preso la maglia di celebrativa della Roma come un fesso, non ho inserito il codice. Mi dispiace Charles, questo lo dico anche agli altri. Ora il link li trovate negli altri video, non nei video live, però Calcio Store 24 ha aggiornato finalmente la maglia celebrativa, quella dell'Argentina, anche sul loro store, perché altrimenti lo trovavate su un altro store, ma l'hanno aggiunta, e su calciostore24.com se mettete il coupon 1926 aiutate anche la barca, perché c'è una piccola commissione, c'è un ulteriore scontro per voi, scontro al vertice, c'è un ulteriore sconto per voi e una leggera un caffè per me, quindi va bene così, non fa niente amico mio, magari se ti piace, se arriva e te ne vuoi pigliare un'altra in futuro va bene, o altrimenti la prossima te la prendi direttamente dal mio store, ma questo è un altro paio di maniche, magari l'avrai in regalo se partecipi alla giveaway, chi lo sa. Da quanto ho capito mercoledì si può mandare a quel paese l'arbitro, ma solo in portoghese, buono a sapersi. Bravo Giorgio, questa anche è una sottolineatura che abbiamo fatto dal vivo ed è importante ricordare, mettere tutto sul piatto, non ci dimentichiamo niente. Bravo. Saresti felice in un ipotetico quarto posto e uscire in semifinale? Guarda, quarto sì, sarei felice, perché tornare in Champions è troppo importante economicamente e a livello di immagine, perché se il Napoli sta in Champions io esco a New York e ci vediamo le partite nei pub. Se stiamo in Europa League è un po' più difficile, però sì, uscire in semifinale di Europa League mi fa male, però il quarto posto lo voglio. Vero? Meglio in area. Salve, buonasera Domenico. Vediamo un pochino. Ti chiedo scusa a te e agli amici Bellini se sono mancato 2 giorni, ma quando perdiamo così è lutto calcistico. Amico Bellino, ma non ti preoccupare, lo capisco, ognuno poi reagisce in un modo, c'è chi corre sui social a dire ve l'avevo detto, via tutti, qualcuno invece va a dire siamo forti lo stesso perché non vi preoccupate, eccetera eccetera, c'è chi dice sono fragili mentalmente e chi dice Gattuso deve stracciare il patentino. Ogni tifoso del Napoli è diverso e reagisce in modo diverso, non ti preoccupare, bentornato. Ciao Carmine, ti ringrazio. Quarto posto e Coppa Italia, sarei contento della stagione. Carmine, firmo. Vedi? E anche gli altri amici. Mettiamo i like sul piatto. Poi il gesto del piatto è questo qua, anche se potrebbe essere questo, ma sul piatto si mettono, perché è il piatto più che altro del poker, e tu metti il gesto, no, non giocate, è meglio non giocare. Video reaction nei locali, Marat, bellissimo, ma come devo fare? Appena fornisce sto Covid questo canale diventerà fortissimo, perché voi non avete idea. Valerio Fluido da New York, Valerio Fluido è tutto da New York, vi rendete conto che io sto a New York e non vi faccio i video da New York perché mi mette paura, già sta a court, ma appena tutto finirà, appena il vaccino e tutte le cose, io vado in giro, faccio le interviste, mi piglio il bastone del selfie e faccio le interviste alla gente, sarò inviato per altre persone. Ragazzi, voi dovete iscrivervi, se non vi iscrivete a questo canale siete completamente pazzi, perché spacchiamo tutto, vado nei club vari, capito, nostri avversari, spacchiamo proprio tutto, io lo so. Milan sotto l'Atalanta, per le milanesi è arrivato gennaio, Franco, vedremo. L'Atalanta per ora sta meritando il vantaggio, l'Inter bloccata sullo 0-0, vedremo.
Hashtag Firmo. O Firpo. Junior Firmo. Vediamo un pochino. Devo dire che anche Zapata pochi minuti fa ha mandato a quel paese l'arbitro. Ottimo, ottimo Alessio. Yassine. Tifo Juve ma ti seguono un bel po', bei contenuti. Grazie amico mio, apprezzo tantissimo. Cosa ne pensi di questo Napoli? L'intervista. Faccio un cazzo, giustamente. Credo nello scudetto, Domenico. Sognare è gratis. Io non ce la faccio sinceramente perché vedo altre squadre più attrezzate. Poi dopo, se crediamo troppo nello scudetto, siamo doppiamente delusi e diciamo, noi c'è stato un periodo in cui dicevamo che il secondo posto era un fallimento. Oggi per un secondo posto noi firmeremmo. Quindi rendiamoci conto che il ritorno delle milanesi ovviamente ci fa scendere un gradino più in basso, perché l'Inter con la rosa che c'ha, il Milan che dimostra anche di voler comprare, oltre al buon mercato che hanno fatto in estate, continuano a comprare per rendersi insomma pericolosi fino alla fine. La Juventus non la puoi escludere mai dalla lotta e i primi tre posti io se ne sono chiuso. Se ne è chiuso come l'intervista con Ivan Elenes, se ne è chiuso all'improvviso, e come anche Milik se ne è chiuso. Hashtag se ne è chiuso. Poi voglio vedere come lo scrivete, se ne è chiuso, perché è difficile il napoletano, anche io ho dei dubbi. Se le milanesi pareggiano entrambe, perché smettere di sognare? Te l'ho spiegato amico mio, perché sono più potenti e sul lungo secondo me Lukaku e Ibrahimovic, noi Mertens se sta bene, oppure Osimhen che deve esplodere, deve crescere. Lukaku e Ibrahimovic, quegli altri Ronaldo, Morata, senza considerare Lautaro, Leao eccetera eccetera, Lukaku e Ibrahimovic, noi Osimhen, Mertens, Petagna. Se ne è chiuso mi piace così. se ne è chiuso. Metti pure che noi siamo molto scaramati, ma mettiamocelo. Io vedi, il Napoli non può mai vincere lo scudetto, mai. Ovviamente il Napoli, vedi, il Napoli è così. Ma comunque ho sentito amico mio, non sono contentissimo della cosa, perché avrei preferito averla un'altra opportunità nel caso in cui Osimhen debba avere un po' più di tempo e Mertens comunque non sta in grande spolvero, però fisico dico, però evidentemente risparmiare sull'ingaggio, che ti devo dire? Se questa operazione poi porta a un ingresso anche in prestito, magari di un terzino o di un'altra punta, sono contento. Se invece abbiamo ceduto Milik, abbiamo ceduto Llorente, magari cediamo Malqui e ci ritroviamo con una squadra comunque tra virgolette completa, però in una stagione dove è difficile, dove dietro l'angolo ci sono gli imprevisti, sono meno contento e tirerò le orecchie alla società. Lo dico prima. Hai visto la clip di Chiellini che entra in aria prima che Insigne tocchi la palla? Io però non mi voglio attaccare a ste cose perché siamo stati fragili mentalmente. Grande Carlo, l'ho vista, sì, è veramente minima. Da regolamento lo capisco che qualcuno lo possa dire, io non mi sono assolutamente, l'ho vista, è chiaro che l'ho vista, non mi sono soffermato su quello, e per me è un pochino più grave che c'è il fallo su Mario Rui sul cross che poi dopo porterà al calcio d'angolo, ma quando il Napoli perde nettamente sul campo, perché sul campo abbiamo perso nettamente, fai i complimenti all'avversario e vai avanti e cerchi di studiare le cose che non sono andate bene. Per questo, quando noi facciamo le grandi proteste, ma non diciamo noi perché poi ogni tifoso è diverso, quando io faccio le grandi proteste contro gli arbitri, quando vinciamo o quando perdiamo, sono di fronte a cose effettivamente gravi, effettivamente inaccettabili, che molto spesso determinano il risultato. Ora, Insigne, la tirata fuori, il fatto che Chiellini stesse dentro, da regolamento ok, ma non gli ha cambiato niente. Qualcuno ha detto che Chiellini gli stava troppo addosso. No ragazzi, Insigne la voleva tirare là, ha chiuso troppo l'angolo. Non dobbiamo essere poi ridicoli, perché se poi ci vengono a sfottere, sono ridicoli quelli che dicono il rigore non c'era, per esempio, il rigore era netto. È ridicolo dire che il Napoli comunque meritava perché abbiamo avuto le due occasioni con Lozano. Sì, sono state occasioni clamorose
clamorose quelle due, sì, ma nel secondo tempo hanno meritato loro, perché noi siamo rimasti troppo bassi. Chi non tiene coraggio non si cocca, che femmina bella. Hashtag chi non tiene coraggio non si cocca, che femmina bella. Importante. Purtroppo lo spottino mi ha scordato. Non lo posso lanciare, però c'è un'altra cosa che devo lanciare. Le abbiamo fatte tornare noi le milanesi, perché se investivamo su giocatori, i giocatori stavano sempre sotto, invece abbiamo fatto sempre lo sparagno. Andy, sparagne, sono loro che hanno cominciato a comprare altre cose. È chiaro, il Napoli doveva approfittare di quando le milanesi non erano protagoniste, questo sì, questo sicuramente sì. Buonasera Pierpaolo. Ragazzi, ritorno alla partita, fischio dell'arbitro, attenzione. Non lo so. Vediamo un pochino questo secondo tempo. Voi nel frattempo lasciate i like bobottici. Like bobottici, forza. Hashtag chi non tiene coraggio non so cocca, che femmina bella, eccetera eccetera. Osimhen convocato, sì. Ilicic il tiro moscio, parato facile da Donnarumma. L'Atalanta ricomincia bene subito all'attacco in questi primi 30 secondi del secondo tempo. Donnarumma, il rilancio con i piedi verso Ibrahimovic, che cerca la classica spaccata con il piede qua in alto. Vediamo Romero. Romero fa finta di essere stato toccato in faccia, perché il piede di Ibrahimovic non lo tocca. Non dovete fare finta. Io non sono tifoso né del Milan né dell'Atalanta. La finta non mi piace. La finta è una simulazione, va punita, e per me va punita anche il giorno dopo. Se l'arbitro non se ne è potuto accorgere, e se il VAR non può chiamare per queste cose qua, il giorno dopo qualcuno si riveda tutta la partita, e se tu non vieni toccato e fai così, mamma mia, devi essere squalificato. Basta prendere in giro gli arbitri, perché poi gli arbitri vanno in difficoltà, fischiano una cosa per un'altra e hanno ragione loro. Do ragione agli arbitri, che odio a tutti gli effetti, perché fanno cose incredibili, ma le simulazioni di tutti i giocatori, a partire dai nostri, non le ammetto, non le posso ammettere. Vincenzo, Lobotka è il giocatore più forte della storia del Napoli? Sì, assolutamente sì. Zapata in possesso di palla, Gosens scappa a Calabria, cerca di servire Zapata, ma Kier, molto concentrato, riesce ad anticipare il giocatore colombiano. Riparte ora il Milan con Kalulu, che sì, ancora Kier. Il Milan cerca di non lanciare il pallone, ma alla fine è costretto con Calabria a metterlo in fallo laterale. La pressione dell'Atalanta è la solita. Ancora Atalanta in possesso di palla. Ora c'è un fallo laterale per intervento di Castillejo. È un Milan leggermente in affanno, devo dire la verità. Se l'Atalanta regge per 90 minuti sarà dura per il Milan, sarà dura. Serve un episodio anche fortunoso, una ibrata, una cosa alla Ibra. Vediamo un pochino, o magari l'ingresso di Mario Mandzukic, che ne sai. Atebor sul lato sinistro, contrastato da Teo Hernandez, scambia con Ilicic, ma Kalulu è molto bravo a togliere palla all'Atalantino. Ottimo intervento in anticipo di Romero, che avanza nonostante il giocatore del Milan sia ancora a terra. L'Atalanta continua a giocare, tra l'altro il Milan aveva continuato a giocare, quindi capisco. Il cross di Gosens, arriva Ilicic, ma Teo Hernandez completa il disimpegno lasciando andare la palla in fallo laterale. Kalulu si alza adesso, ora vediamo di cosa si tratta. Kalulu viene toccato sulla schiena da Atebor, insomma sì, si poteva chiamare il fallo, ma il Milan aveva continuato. Sinceramente rimanere vabbè, non lo so, la schiena è una cosa particolare.
anche un fallo, un tocco minimo sulla schiena ti può fare del male. Attenzione, vedo un'illuminazione che non avevo visto. C'è un super sticker da parte dell'amico Martin Humphreys che io adoro. Grande Renato. Non ho sentito nemmeno il tin perché perché non si sento tin, ma io ti ringrazio e ti saluto e ti abbraccio. Domani per 2 volte all'anno noi siamo nemici perché io e te abbiamo un rapporto di amicizia, e che se ne dica o non se ne dica, tu sei il tifoso del Verona più napoletano che io conosca, e io ti adoro e ti ringrazio per il tuo supporto. Lui, ragazzi, citazioni di Totò, Troisi, adora la napoletanità, quindi veramente non voglio nemmeno dire veronese atipico, è proprio una persona straordinaria, punto e basta. E quindi domani vedi il grande rispetto che ti portano tutti quanti, perché sei speciale, e domani per una volta siamo contro 2 volte all'anno, dopodiché il Verona con Juric Salem mi sta pure simpatico, quindi andiamo così a braccetto. Grazie ancora, amico mio. Il rigore per il Milan porta ritardo. È che l'accelerato di Battiba, bravo Sabato, bravo. Portano ritardo. Bravissimo Sabato, io adoro se mi fate queste citazioni di Totò qua e là. C'è un cartellino giallo perché sì, vediamo un pochino, grandi proteste, ancora una mano che si alza a mandare a quel paese l'arbitro, c'è un leggero abbracciuzzo di Kalulu su, attenzione, quindi l'abbracciuzzo di Kalulu, poi c'è la gomitata di Chessy su Ilicic che è netta, e quindi il rigore per l'Atalanta, che mentre stavo parlando di tutte queste cose qua non c'è dubbio, perché prima della gomitata, che poi magari non era neanche fortissima, lui stava cercando di mettersi ma purtroppo se tu hai il tuo gomito e lo pigli in faccia, che devo dire al riguardo? Non posso dire niente al riguardo, e quindi ci sarà opportunità per Ilicic dal dischetto di fare 2-0 e di rendere questa partita per il Milan molto più complicata. Ancora parleremo di queste quote di cui voi mi parlavate prima, perché giustamente vittoria Atalanta data a 2,10 e vittoria del Milan data a 3, con il Milan prima in classifica in casa. Io poi non gioco le bollette, quindi non lo so, non sono un esperto al riguardo. C'è ancora un po' di caciara, vediamo un pochino la palla sul dischetto, si muove la palla sul dischetto, il dischetto del rigore non perfetto, Donnarumma resta nella sua porta, ora si avvicina alla linea di porta, sta per partire Ilicic, molto concentrato, attenzione che fa, la incrocia, il tiro di Ilicic, la incrocia, raso terra, non ci può arrivare Donnarumma. Buona esecuzione, non angolatissima, la voglio rivedere, ma la incrocia forte e rasoterra, è difficilissimo per il portiere, e c'è ancora anche un po' di sangue che esce dal labbro, quindi di cosa vogliamo la comitata proprio netta, sangue che esce dalla bocca, no, è perfetto il tiro di Ilicic, perché Donnarumma per allungarsi aveva anche intuito, ma lasciandolo là sotterra così forte finisce ancora una volta sotto il corpo di Donnarumma, è quasi rullo, quindi alla grande si sta rigore per l'Atalanta contro il Milan, cioè ci sta ribaltando la situazione, è un meme, lo spero anch'io. Napoli campione d'Italia e Verona, vedi come è bello, è troppo bello Martin è troppo bello. È troppo bello, sì, quasi rullo, ma Don Antonio è quella specie di Mattarello, Don Antonio si sta pigliando una granatina, Cardò, non è il momento. Portate sempre appresso la filagrana, come già fa.
Ancora ripropongono grandi replay rallentatissimi a 60 frame per secondo e guarda che sì, che dice ma che ho fatto? Ma non ho fatto niente. La dovete smettere di tentare di ingannare gli arbitri. Avete 57.000 telecamere in 4 HD, in 4K a 60 frame per secondo che vi contano i buchi i peli del buco del naso. Dovete finirla di fare siete disonesti. Quando dite non l'ho preso proprio, guarda, ma siete disonesti. E si scalda Mandzukic, la filagrana. Quando è quotato Gigli Story? Adesso è quotato penso a 1, quindi se ti giochi 10 euro vinci 10 euro, quindi consiglierei di non giocare, ma giusto per tenere questa partita un po' più in piedi, vediamo un pochino. Domani è tutto sulle spalle del Napoli, tutto sulle mie spalle, povera donna, tutto sulle mie spalle. Guarda che spalle, vedo, guarda che spalle. Citazione, subito ditemi che film è. Citazione, povera donna, è tutto sulle mie spalle. Guardi che spalle, vedo. Quindi citazione immediatamente, che dovete... Arriviamo a 150 like per le citazioni di Totò, che sono le vostre e anche le mie. Citazione subito, guardi che spalle, immediatamente. È tutto tu sulla testa di Bobotta. Questo si chiama peculato. La famosa pedalina. Quanto costa questo pedalina? La calza? No, pedalina. E questo è Bordini e Stocchetti di Torino. Il Napoli vince la Coppa del Nonno. Magari, amico mio, sarebbe sempre una coppa, che poi era il gelato più buono che c'era. È un gelato che capisci più in maturità. Nella maturità devo aggiornare la grafica. Bravissimo e bravissimo ottimamente Andrea, che non la sbaglia. Devo aggiornare. Bravi tutti, aggiorniamo subito. 02. Avevo scritto 0 a 12, va bene. Romero Ilicic alla grande, boom, real time, Milan-Atalanta 0-2, Romero Ilicic. Andrea La Rocca, ti ringrazio per averla beccata. Quando è buono quel gelato? Sì, ma solo da piccino. Io adesso, per esempio, se scendo non lo trovo, ma mi è venuto voglia del gelato a caffè. Come già fa? Vedo se lo trovo. Non sarà uguale, ma vi chiamo gli ospiti, vi lascio gli ospiti in live e mi... Lallo, è notte da... È notte cubana, è sempre la solita. Allora, come no? Certo Pasquale, assolutamente. Lo Turzo, non scherziamo. Questo è un grande artista, fa così perché chissà perché. Ragazzi, non ne sbagliamo una con Totò non ne sbagliamo una. A me piace piluccare, bravo, vedi Aitano, bravo. Stavo parlando dei gelati. A me piace piluccare nei gelati degli altri dentro la coppa. Come mi diverto, come mi fate divertire, ragazzi. Vi ringrazio io a voi, altro che io a voi. Straordinari. Lasciatemi un like da soli, lo metto io per voi. Come si fa? Vado nella mia stessa live, entro nella mia stessa live, chiudo la chat e lo faccio al volo, perché lo meritate, perché siete voi. Quindi mi vedete, 143 like da questo momento. Come si clicca qua? Cambio il colore, boom. Non ho cliccato niente, ecco qua. 144 like è il mio. Me lo metto in automatico perché è per voi. Metto un like per voi. Lasciatevi un like, perché è così che si fa. Attenzione, ancora l'Atalanta con Ilicic che recupera palla. In questo momento però il 22, chi è? Kakà? Chi è entrato? Fatemi vedere chi è entrato con il numero 22. Perché il Milan ha effettuato delle sostituzioni mentre noi ci stavamo divertendo con tutte queste citazioni di Totò, ovviamente. È entrato Musacchio al posto di Kalulu
e Diaz al posto di Meite, quindi non cambia molto a livello di assetto tattico, ma ancora l'Atalanta con Ilicic in formissima quest'oggi, probabilmente l'uomo partita, si prende la responsabilità, ma in questo caso viene fermato, ma ancora viene fermato Teo Hernandez, oggi leggermente sottotono, palla ancora di Ilicic, controllato da Musacchio, ora è Atebor che la dà indietro, ora c'è credo Deron, il controllo mancato da parte di Pessina, ora è di nuovo in possesso di palla Jim City che serve Gosens, anticipato da Calabria, ma ancora Freuler per Gosens, il controllo di Zapata in aria, c'è l'intervento di Kier a ribattere il tiro di Zapata, ma viene chiamato qualcosa a Zapata, forse un fallo di mano, rimbalza sul gomito la palla in maniera assolutamente fortuita, ma l'arbitro fischia e il Milan respira. Ragazzi, non è facile, non è facile. Mi piace spiluccare. Kalulu ha fatto un'ottima... Sì, sono d'accordo. L'ha tenuto bene, però, vedi, questo è uno di quei classici casi dove non è nemmeno colpa tua, però gli attaccanti hanno giocato bene e quindi, vedi, ci sta. Forse non ha tutte... Comunque Kalulu, ricordiamocelo che da centrale è adattato, perché lui è più un terzino. Ora ancora Zapata in possesso di palla che serve Gosens, inesauribile su quella fascia, serve ancora Zapata, 1-2 per Gosens che la mette al centro, alta, troppo alta per tutti, insegue il pallone Teo Hernandez, inseguito da Atebor, ma Teo Hernandez esce bene, palla al piede, il treno, stavolta sbaglia la verticalizzazione su Leao, non si capiscono i due e l'Atalanta riconquista il pallone e riparte subito. Questo c'hanno, la verticalizzazione immediata, il cross di Ilicic per Zapata, di testa in tuffo, non riesce a rinquadrare la porta. Questo c'ha l'Atalanta, che nel momento in cui recuperano il pallone trovano subito una verticalizzazione veloce e ribaltano subito il fronte, così gli avversari vanno in affanno, perché è un continuo contropiede, non c'è tanto controllo e palleggio. Questo è quello che c'hanno ed è questo che il Napoli deve imitare in qualche modo per poter essere più pericolosi in attacco. Ora è che rilancia il pallone verso Teo Hernandez, scambia con Ibrahimovic che perde palla oggi. Ibrahimovic, non il solito Ibra, lo vedo frustrato in questo momento. Ancora Ilicic che cerca lo spazio per il tiro, sterza Ilicic, il tiro con il destro, interviene Donnarumma. Ilicic sta facendo impazzire i tifosi e anche i difensori del Milan, indubbiamente. Vale, sarò cattivo, è difficile vincere quando non la sblocchi sul rigore, che dici? L'hai toccata piano. La verità, Brewer, è che i rigori fanno parte del gioco del calcio e se tu certe partite difficili le sblocchi con un rigore, magari la partita diventa facile, ma se il rigore non arriva, io non voglio nemmeno parlare dei rigori del Milan perché qualcuno ho visto che non c'era, gli altri bene o male c'erano, ma io parlo di quelli che non danno a noi, molto più netti di alcuni altri rigori dati su altri campi. Quindi se cominciate a darceli i rigori che ci stanno, attenzione, il cross per il Milan, c'è una caciara, ma l'intervento in disperata di, credo si trattasse di un difensore dell'Atalanta, ora è Castiglieco, Diaz. C'hanno il rigore perché le partite cambiano, poi li puoi sbagliare come succede con la Juve, ma attenzione, il tiro di Calabria ribattuto. Però se ci ricominciano a dare, magari qualche partita noi parliamo meno di Napoli che non sa segnare, eccetera eccetera. È importante. Signora, i rigori, signora. Scappa in mezzo a due Diaz, viene assegnato il calcio di punizione, Diaz si lamenta. Di che ti lamenti? È stato toccato, c'era il fallo, tutto. Pioli beve, anche io bevo.
Dai. Allora, Calabria prova il tiro dalla distanza, ribattuto dall'Atalanta che guarda come si riversano tutti in avanti, si prendono dei rischi, delle responsabilità, in questo caso sbagliano la ripartenza e devono rientrare in fretta, ma il Milan non accelera tanto le cose, ricomincia da dietro e quindi l'Atalanta si può risistemare. Questa mi sembra un pochino la chiave della partita. Atalanta più verticale, più veloce come suo solito, Milan un pochino più di giro palla, meno verticalità, ed ecco che l'Atalanta ha tempo di sistemare le marcature e di fare i raddoppi, perché poi questo è il calcio di Gasperini, questo è fatto di marcature strette, di raddoppi e di giocatori pronti a sacrificarsi, perché vedo anche Zapata che sta aiutando in questo momento nel primo pressing. Vedi come corre Gosens per chiudere le linee di passaggio di Calabria, che però trova Castiglieco, ancora palla che sì, bloccato da Deron, è costretto a tornare indietro che sì, vedete la marcatura. Ora è Diaz, ancora che sì, l'Atalanta chiude tutte le linee di passaggio ed ecco che il Milan è costretto a ricominciare da Donnarumma. Questo è, ragazzi, questo è. Mentre qualcuno sta vedendo anche Udinese Inter, De Paul è dominante, pazzesco, ragazzi, lo avevamo notato anche l'anno scorso, sicuramente l'hanno notato anche altre squadre, quest'anno si sta confermando, va visto in una squadra importante, una squadra più forte dell'Udinese sicuramente, però De Paul è fortissimo, chi se lo prenderà secondo me farà una grande operazione e non credo che l'Udinese possa chiedere meno di 30 milioni, ben pagato, perché si chiama Pavard, 25 milioni Bobotta, no, non ti offendere, che si offende, 25 milioni Bobotta mi sembra un po' strano, no. Mi sembra un po' strano 25 milioni Bobotta se 30 milioni la valutazione di De Paul. Credo che la valutazione di De Paul debba essere più alta e quella di Bobotta un po' più bassa, se vogliamo. Anche se ho rivisto degli highlights di Bobotta dove era di una velocità di pensiero nel girarsi, nel ripartire, anche un po' di interdizione. Bobotta alla fine, ragazzi, Bobotta dovrebbe giocare un pochino anche titolare, altrimenti se non gioca titolare come fai? Facciamo la fine di Elmas che è fragile mentalmente, perché se questi giocatori non giocano mai titolari è normale che non prendono il ritmo partita. Bobotta. Ti sto guardando dalla mia PS5, grande Pasquale. E come mi vedi? Mi vedi meglio? Mi vedi più HD? Non credo che dipende sempre dalla qualità che io ti lancio, però lo volevo vedere Petagnone con il trofeo in mano, peccato, magari alzerà la Coppa UEFA, fosse Maronna, ma non credo, se ci provassimo potremmo anche farcela, ma dobbiamo proprio essere perfetti, assolutamente Vincenzo. L'Europa League è un trofeo per me importantissimo, prestigioso, ancora Ilicic, sfiora, lambisce il palo, #lambisce, che sono i termini del calcio, perché lambisce è uno di quei termini che si usa solo nel calcio, e di destro addirittura lambisce il palo, doppio passo, lascia sul posto l'avversario, finisce a pochi centimetri dal palo, lambisce, quindi subito scrivete #lambisce e poi aggiorniamo tutte le cose. Mentre Gigi Storici dice: Maksimovic nel mirino della Lazio, ADL pensa alla cessione per non perdere il centrale a zero, in ogni caso non sarà sostituito. Ma che cazzo? Nel senso che io già me lo sento la giustificazione, che io non accetto, ve lo dico prima, non la accetto. Stiamo bene con Rachmani, Manolas e Koulibaly. Se succede un coso in emergenza possiamo adattare Di Lorenzo, possiamo adattare Yusai. Non mi piace come giustificazione, bisogna avere 4 centrali, tutti forti e tutti buoni. Lei mi lambisce, che fa? Mi lambisce Lambatoio. Questa pure si inserisce nelle citazioni di Totò. E quindi non mi piace sta cosa. Napoli Alfredo, domani sei fiducioso? Fiducioso. Sono teso, devo dire la verità. Non sono né fiducioso né preoccupato, sono teso. La sento la partita, perché il Verona è forte
ed è una partita molto importante visti tutti gli altri risultati, perché la Roma ha vinto, l'Atalanta sta vincendo, quindi c'è Sagliano per Qual e quindi dobbiamo rispondere, e non sarà facile perché il Verona è una squadra forte, quindi sono non preoccupato ma sono teso, la sento molto la partita, la sento molto. Il Milan ha parecchi assenti e sulle schedine lo davano alto la vittoria del Milan. È fiero, sì, è vero, lo davano a 3 rispetto al 2-10 dell'Atalanta, però parecchi assenti, non lo so. Sì, Romagnoli sicuramente è un'assenza importante, poi Hernandez, Kier, Donnarumma, Calabria sono oramai titolari. A centrocampo che sì, non c'è Benasser, ok, ma hanno fatto a meno di Benasser anche in passato molto bene. Rebic c'è, adesso entra anche Mandzukic, si giocava con Leao, Ibra, cioè hanno avuto assenze più pesanti altre volte secondo me, però è l'Atalanta che sta giocando meglio, non tanto il Milan che ha defezioni secondo me. Ancora Ibra che cerca, attenzione che sì, solo viene bloccato da Romero, miracolo di Gollini, attenzione che sì, si era trovato praticamente solo davanti al portiere, Romero è riuscito a intervenire in extremis, a ribattere il tiro e poi la palla finisce per il tiro di un altro giocatore del Milan. Rivediamo che sì, bravissimo in questo caso, Romero riesce a toccare il pallone, che sì, si lamenta per un tocco sul piede, rivediamo, ma tocca il pallone, tocca solo il pallone, che sì, ti devi alzare e devi smetterla. Dopodiché il tiro era proprio di Mandzukic, ribattuto da Gollini con un distinto. Il Milan si riaffaccia pericolosamente e cerca di riaprire questa partita. Quando siamo al 70° di questa gara, cerca di ripartire ora che sì, c'è un fallo da parte di Ilicic, no, che forse tocca il pallone, rivediamo. Si riparte con un calcio di punizione, quindi per il Milan ora è Tonali nel cerchio di centrocampo, torna di centrocampo, vabbè. È difficile fare il telecronista, non è che tu dici, tu ti inventi telecronista e senza averlo mai fatto lo fai, è una cosa difficile, parlare per 90 minuti mica è facile, bisogna bere un po' d'acqua, ed è molto più bello, direi, con una Caffè Napoli 1926, è molto più bello, direi, bere acqua, un caffè latte, una cioccolata calda, è molto più bello, direi. Attenzione, Ibra, il tiro ribattuto, prova a ripartire l'Atalanta, lancio di Gosens verso Zapata che lotta con Kier. Zapata è proprio una bestia, Kier gli è saltato addosso, lui non si è mosso proprio, colpo di stop di petto e passaggio all'indietro. Che bestia che è Zapata. Se c'è un rimpianto, ragazzi, è che Zapata non è esploso quando era con noi, anche perché è chiuso da Higuain eccetera eccetera, ma poi è voluto giustamente andare a giocare con più continuità. Zapata proprio una bestia, si intravedevano grandi cose, però quello che sta facendo con l'Atalanta non ce l'ha mai fatto vedere a noi, perché bisogna dare fiducia ai giocatori. Se non giocano mai con continuità, come fai a vedere le cose? Allora basta sfottere Bobotta, basta sfottere Elmas, basta chi altro è che gioca poco eccetera eccetera, all'epoca Lozano, ragazzi, alcuni giocatori hanno bisogno di continuità perché altrimenti sono fragili mentalmente e non rendono, hanno bisogno di fiducia. Ecco perché quando hai bisogno di fiducia sei fragile mentalmente, perché hai bisogno della fiducia, la fiducia che ha Zapata nei confronti attenzione, si muove bene. Chi è il numero 32 dell'Atalanta? Voglio capire un attimo. Il numero 32 che è entrato, no, il numero 32 c'era già, il numero 32 è Pessina. Allora, vediamo un pochino, c'è un calcio d'angolo per l'Atalanta in questo momento sul lancio, verticalizzazione di Pessina ancora per Ilicic sta facendo una partita straordinaria, informissima tutti quelli dell'Atalanta, devo dire la verità, sugli scudi Ilicic,
che sta scappando ai difensori del Milan in ogni modo, e ora parte il calcio d'angolo, Zapata, palo! Incredibile, si alza Zapata, il colpo di testa, il palo salva il Milan dalla debacle. Hashtag debacle, ragazzi, debacle. Siamo quasi a 200 like, ragazzi, lasciate un like per Zapata ex Napoli. Guardate come salta da solo, Tonali se lo perde e colpisce il palo interno, pallone che rimbalza al centro dell'area, nessuno riesce a ribadirlo, cose incredibili a San Siro, al Meazza, chiamatelo come volete, luci a San Siro, ma luci ed ombre a San Siro, nel senso che l'Atalanta sta meritando ampiamente questa vittoria, anche larga. E parate di Gollini, sì, ce ne ricordiamo un paio, ma credo che l'Atalanta stia legittimando il doppio vantaggio ed è andata molto vicino al 3-0. Bisogna dire la verità. Inter ancora 0-0, quanto scontato il gol allo scadere? La famosa siringhetta perché quando ti difendi per tutto il tempo siringhetta. Debacle, benissimo. Caro Valerio, la verità è che la fortuna di De Paponis è finita, quindi facesse meglio a passare la mano. Aspettiamo in futuro aspettiamoci in futuro tanti grassi e regini. Attenzione Kier, ancora l'Atalanta, il tiro al volo che non inquadra lo specchio della porta. Guarda, la fortuna, 10 anni di fortuna è difficile, se è anche stato bravo, io non posso pensare che sia tutta fortuna. La differenza è che adesso sono tornate altre che si muovono anche meglio, che hanno più possibilità economiche. Grassi e regini, lo so, è la famosa frase che dicono tutti quando noi vogliamo identificare le cose sbagliate dal Napoli. Sono 2 acquisti che non hanno messo e non hanno tolto, eccetera eccetera, però ci dobbiamo ricordare anche gli acquisti di Koulibaly, gli acquisti di Mertens, gli acquisti di Hamsik, gli acquisti di Lavezzi, gli acquisti di Cavani, gli acquisti di sono quelli che ci hanno permesso di fare molto bene in questi anni. Ora, non credo che sia fortuna, è anche competenza. Attenzione, Zapata è solo davanti a Donnarumma ed è il gol che chiude la partita per quanto mi riguarda. Zapata se la balla con Toloi, è praticamente smarcato da solo di sinistro, ancora un pallone basso che Donnarumma, forse questo è il difettuccio di Donnarumma, il pallone basso per lui che è così alto è più difficile da parare. Bravissimo Zapata. 3-0, andiamo subito ad aggiornare il banner, ragazzi, perché diventa pesante ancora il replay, dove si vede addirittura l'assist di Romero. Questa è la bellezza di Atalanta, che il centrale difensivo si trova in proiezione avanzata e addirittura fa l'assist vincente per Zapata, che guarda solo il pallone e la mette alle spalle di Donnarumma. Ragazzi, mamma mia, che stiamo vedendo. Avremo una Franciloca molto felice del risultato e aggiorniamo il bannerino così alla grande. Si rilancia in avanti il Milan, spizza di testa Ibrahimovic per Mandzukic, ma non ci siamo. E questi dovrebbero vincere lo scudetto, Domenico, e io ti aggiungo, e l'Atalanta secondo te non può anche lei pensare allo scudetto? Perché questa squadra qua, con queste qualità in avanti, ma perché dovrebbero essere tagliati fuori? Ancora una verticalizzazione. Se giocano così, l'Atalanta deve essere considerata a tutti gli effetti una delle possibili pretendenti insieme alle altre. Se voi credete che il Napoli possa lottare fino alla fine, l'Atalanta ha più possibilità di noi. Perché? Zapata, Muriel, Ilicic, non più Gomez ma comunque Pessina, Malinowski, Miranchuk, Lammers, che stiamo parlando? Noi abbiamo i nostri, abbiamo Lozano, ma quelli che poi segnano sono i loro, capite? Quelli che segnano con più continuità. Io per questo, intanto zitti, abbiamo sfondato l'Atalanta 4-1, che a sua volta ha sfondato il Milan, che poi ha sfondato noi. La Roma ha giocato benissimo con la Juve, l'Inter, non ricordo che ha fatto. Bravo Vincenzo, questo è proprio anche
il famoso recap del fatto che quest'anno bisogna vincere con le piccole, perché negli scontri diretti ognuno batte qualcuno a turno. Attenzione, ora l'Atalanta, c'è un'opportunità per il Milan con Diaz, il tiro, leggera deviazione, no, tiro alto, momento di orgoglio del Milan, c'è un po' di confusione nell'area, ma il tiro finisce alto sopra la traversa. Insomma, tutte le partite fanno storia a sé e tutti gli scontri diretti sono da tripla, ognuno può battere chiunque, lo stiamo vedendo, quindi bisogna battere tutte le piccole bobottine, perché nel momento in cui batti tutte le piccole c'è felicità, se non le batti sei incazzato, se le batti sei felicità, se non le batti sei incazzato, felicità, sei incazzato. Quindi bisogna rimettersi in carreggiata. Noi abbiamo steccato contro il Torino, però il Sassuolo come la volete considerare? Una media? Lì vediamo un pochino, quindi è ancora tutto bene aperto. Ripeto la mia convinzione che purtroppo per lo scudetto le altre squadre sono più attrezzate per resistere più a lungo, poi tutto lo deciderà il Covid, ed entra Muriel, no, si rimette la casacca, non lo so, poi sembrava un giocatore del Napoli, perché essendo i numeri tutti uguali, da dietro la maglietta dell'Atalanta, da dietro, perché uno le prende da dietro, le inquadra da dietro le magliette, la maglietta dell'Atalanta con questo azzurro dei numeri e la scritta così sembrava la maglia del Napoli dell'Argentina, quindi ha detto Napoli si è accattata a Muriel e io sto guardando Napoli. Pensate un poco come sto fuori fase. Attenzione a Kier, giramenti di testa e si prende un Supradin. Non lo so, vedo delle cose così. L'ho detto e lo ridico, quest'anno tutto è possibile, adesso torna Victor e ci possiamo e dobbiamo credere, poi se non succede non è fallimento ma crederci almeno. Marco, se ci fosse questo atteggiamento in città, cioè crederci, ma se poi non succede siamo contenti ed esultiamo per la cosa Champions, un po' come stanno facendo al Milan, no? Loro ci credono, però se vanno in Champions è tutto riguadagnato, perché ci mancano da parecchi anni. Se ci fosse questo ragionamento in città, yes, o mostro, cioè that's it, questo così si dovrebbe. Ma quando il Napoli lotta per lo scudetto, dichiara lo scudetto come obiettivo e non ci arriviamo, il fallimento, e tu avevi le bambole, pettiniamo le bambole. Siamo fatti così, il secondo posto ci stava stretto e mo per un secondo posto dobbiamo sudare 7 camicie, avere fortuna e bicarbonapoli, sì, fammi bere. Ragazzi, 3-0, mamma mia. Nel frattempo vedo che il mio Instagram sta esplodendo. Sapete perché? Perché cominciano ad arrivarmi messaggi privati di spam, femmine nude, tutte queste cose qua, con i link, con i virus, eccetera eccetera. Vuol dire che l'algoritmo sta girando e il mio Instagram sta cominciando ad arrivare nei posti segreti dove lanciano questi spam e queste cose. Succede anche con YouTube, quando il tuo algoritmo comincia a girare e fa un saltino in avanti, arriva quella là, I am single, I like you, che ti sta fuori, eccetera eccetera, e ma si capisce che sei un robot. Sei un bobotta, sei un robot bobotta, e quindi quando succedono queste cose qua voi non dovete mai cliccare, perché sennò sapete cosa loro semplicemente si rendono conto che voi cliccate su tutto e poi vi mandano i virus e attenzione, Zapata viene trattenuto. C'era fuori gioco qualcosa, si continua ancora. Ibra sta in grande apprensione, sta protestando con l'arbitro ad ogni colpo di testa che fa, vuole dei falli che non vengono assegnati, non è sempre domenica, caro Ibra, mentre Diaz controlla la palla in fallo laterale. E quindi queste no, Marat, non è così, perché ci andavo pure prima e non succedeva, e adesso che sta succedendo perché sto cominciando a fare le story su Instagram. Questo è tutto.
Allora, vediamo un pochino. Lo Spezia, quella che mi fa sentire male. Abbiamo sprecato tantissimi punti con Spezia, 77 con Giovanezza da solo, Inter idem, Torino e Milan invece abbiamo meritato sconfitta e pareggio. Ci sta come analisi, Vincenzo, sono d'accordo. Col Torino l'abbiamo recuperata all'ultimo, ma non meritavamo tanto. Con il Milan magari un pareggio, abbiamo visto gli XG, un pareggio sarebbe stato più giusto, però con lo Spezia erano 3 punti fatti, con il Sassuolo anche meritavamo noi, con l'Inter si meritava, potevamo accettare un pareggio, però sono tutti punti, ecco, la sconfitta più netta che mi ricordo, quella con la Lazio, abbastanza netta, quella con la Juventus in Supercoppa, abbastanza netta, le altre ho da recriminare sinceramente. Posso recriminare? Sì, posso recriminare. Come ho sempre detto, la favorita per lo scudetto rimane il Napoli. Certo, amico mio, come no? Guarda, tieni, ecco qua, stai là così, sei tu appollaiato. Certo che rimane il Napoli, come no? Aggiungiamo pure questo, tieni. E aggiungiamo pure questo, tieni. E mettiamo puramente questo, vedi, puramente. No. Perché stupidaggini, ma tu la puoi pensare come vuoi. Mi sa di gufata preventiva che non funziona, che non... La pesca, hai ragione, la pesca. Servirebbe un po' di pesca, un po' di fortuna per il Napoli per vincere. Sul campo è complicata. Baby Fox, come stai? Come stai, amico mio? Se ragioniamo così tutti possono recriminare, è chiaro, è naturale. Vediamo un pochino che sì, in possesso di palla ora è Mandzukic, colpo di tacco perché sì, ma respinge Gollini. In questo momento siamo all'85esimo. Kier ancora Zapata, ma che la forza fisica fino alla fine di Zapata. Nel frattempo è entrato Muriel. Vediamo un pochino se il Milan tenta un ultimo assalto, ma siamo oramai mancano 4 minuti allo scadere dei 90 e poi ci sarà un recupero non so quanto sostanzioso, ma 3 gol da recuperare sono difficili per questo Milan che oggi non mi è sembrato in una forma straordinaria. Le quote ci avevano visto giusto, ragazzi, chissà, ognuno la pensi come vuole. Ci sta che il Milan qualche parte, mamma mia che passaggio in profondità, il cross dall'altra parte arriva Gosens che l'ha rimessa in mezzo, ma Kier interviene ora e che sì, che se la allunga un po' troppo, ancora l'Atalanta che non molla un centimetro con Freuler che la gira dietro a Jim City ancora per Freuler, giocano palla a terra, giocano veloci, ora è Toloi in possesso di palla e avanza, Zapata non la perde, ancora la riconquista, cerca uno spiraglio, l'Atalanta riallarga, credo sia entrato qualcuno al posto di Adebor perché non lo vedo, ma vediamo un pochino come si sviluppa questa azione. Ancora contro lui il cross al centro, salta Zapata, non ci arriva e libera che sì, ancora in affanno il Milan, ragazzi. L'Atalanta chiude in attacco, mamma mia, brutta scoppola, ridimensionamento momentaneo per il Milan. Ora è Mandzukic che recupera pallone a centrocampo, scambia con Ibrahim Diaz, ancora Mandzukic, la butta verso Ibra, ma spunta Ibrahim Diaz tra 2 avversari, si ferma, cerca di servire Ibra che non ci arriva. Ibra deluso, probabilmente più da se stesso perché il passaggio era giusto. Un'occasione per il Milan per fare il gol della bandiera con un buon contropiede impostato da Mario Mandzukic che sta giocando molto arretrato, ovviamente con Ibra in campo. Lui deve fare tutto un altro tipo di gioco che è in grado di fare, sicuramente, ma oggi per Ibra non c'è stata storia. Ora è Gollini che rilancia il colpo di testa mancato da Pessina, ora è Zapata che continua a lottare ma Pessina esce, fallo di mano di vediamo un pochino, forse proprio Zapata, e si ricomincia con un calcio di punizione per Kier. Pessini europei, sai che si sta comportando bene e bisogna vedere
bisogna vedere. Ci sono tanti giocatori che possono fare quel ruolo, ma merita sicuramente considerazione. Odore di siringa, sì, ma una siringa non basta, amico mio, perché sono 3-0 e quindi la siringhetta li porterebbe al massimo sul 3-1. Questa è la cosa di quando chiudi le partite, di quando aumenti il vantaggio, giochi con la tranquillità che se un gol pure te lo fanno non succede niente, è giusto per le statistiche. Avanza Teo Hernandez, il cross dalla tre quarti, Ibra prova il colpo di tacco volante, ma il colpo da karate questa volta non ha funzionato e c'è fallo su Muriel di Musacchio. Bravo Muriel a far salire la squadra, fallo che fa respirare, male, speravo in un 1x, adesso l'Atalanta ci è davanti, dopo sta partita i quotidiani, se fossimo stati noi, ci avrebbero crocifissi. Non c'è dubbio, Francesco, e non mi nascondo perché l'ho detto a inizio live, anch'io avrei sperato in una vittoria del Milan. Non ce ne va bene una. Io non lo so se è tutta colpa mia, ragazzi, fossi io che buttasse malamente, ma purtroppo il calcio è questo. L'Atalanta si è imposta, ma c'è da dire che le quote parlavano chiaro e quindi dovevamo aspettarcelo. Io che non gioco, come lo vinga sto milione? Non gioco, come lo vinga sto milione? Vinga il milione, dice vinga il milione, come lo vinga sto milione? Non gioco. Citazione che dovete subito dirmi. Come lo vingo sto milione se non gioco? Vai. Enzo, un pareggio pure andava bene, però era meglio la vittoria dello Milan, credimi. Allora, Charles, sono convinto che Napoli non è italiano, nel senso che non siamo ben visti nella maggior parte degli stadi, poi dopo gioca l'Italia e volete che siamo tutti quanti italiani. Però ti devo dire la verità, che l'ultima nazionale di Mancini mi sta anche piacendo, perché attenzione, ancora un'opportunità, l'Atalanta vuole fare il quarto e c'è il tiro dalla distanza che finisce altissimo. Comunque questa Italia qua che ha pochi gruppetti, no? Non c'è un blocco unico, pochi gruppetti di tutte le squadre. C'è il gruppetto Sassuolo, il gruppetto Lazio, il gruppetto Napoli, il gruppetto Juve, il gruppetto Milan, quindi sono un po' rappresentate tutte le squadre da questa Italia di Mancini. Insigne e protagonista, sinceramente me la guardo volentieri. Poi non sento quella cosa, Madonna mia l'Italia, cioè che mi sento male, che come la sentivo all'epoca del mondiale del 2006, era tutta un'altra atmosfera, non lo so perché, forse anche post Calciopoli, quella cosa là ci fece perdere un po' la fiducia in generale nel sistema italiano, perché poi sì, la Juventus, ma poi pure gli altri facevano schifezze, quindi sinceramente mi era passato un pochino la voglia e rimane solamente la fede per il Napoli. Cerca il colpo di testa che sì, ma l'Atalanta non molla, si compattano. Ora ancora Tonali, ancora una ribattuta, ancora un cross, Ibra non ci arriva e dalla distanza Ibrahim Diaz, no, si chiama Brahim cerca il tiro a giro alla Insigne, ma la palla lambisce ancora una volta, fammi vedere se lambisce, sì, no, lo tocca proprio, tocca il palo esterno, mentre ci sono replay di un tocco tra Ibra e Zapata, varie mischie, vari falli in attacco, varie cose, falli probabilmente anche così, ma confusione, e si ricomincerà con un calcio d'angolo. Attenzione, Brahim, esatto, Brahim, non lo so, ma comunque espulso Conte per aver detto Maresca sei sempre tu che rovini le partite. Ok, allora bene, ma quanto è nervoso Conte, ragazzi, nervosissimo, e non comunica questo nervosismo ai giocatori. Mandzukic che protesta, non capisco il perché. Siamo al 93esimo in questo momento, 6 minuti di recupero, quindi ne mancano 3. C'è il cross di Tonali, il colpo di testa di Kier, pallone che spiove e c'è Gollini che riesce a farlo suo. L'Atalanta non vuole prendere gol, ragazzi, le occhiaie di Gollini sono peggio delle mie, bisogna essere onesti, hashtag le occhiaie di Gollini,
e vediamo un pochino. 95esimo, ultima punizione per l'Udinese, vediamo a che livello, che cosa succederà. L'Inter 4K di recupero 4.000 di recupero, ci saranno le occasioni per l'aggancio, ma vediamo ragazzi, vediamo che cosa succederà mentre perché poi così il Milan comunque resterebbe a 43 punti campione d'inverno, con l'Inter che andrebbe a 41 se non vado errato. Andiamo a vedere un attimo la formazione, la classifica. Esatto, sarebbe così, con un Inter che poi non mi ricordo se lo sconto diretto non si calcola, si calcolano prima le differenze reti. Attenzione, Mandzukic cerca di ribadire in rete un colpo di testa di Ibra, Magolini è attento. Quindi per la classifica momentanea, visto che il doppio scontro diretto non è stato ancora giocato e se ne è giocato uno solo, non viene considerato lo scontro diretto ma viene considerato la differenza reti. Quindi se fossero finite a pari punti Inter e Milan, quindi con l'Inter vittorioso e con il Milan sconfitto, quindi l'Inter ha ancora la possibilità di fare un gol allo scadere, sarebbe l'Inter campione d'inverno perché ha una differenza reti di più 22, con un gol in più avrebbe più 23, con il Milan che andrebbe invece dei più 20 andrebbe a più 17, quindi clamoroso a San Siro sarebbe successo questo, lo scavalco in testa alla classifica, ma l'Atalanta insiste, palla a Zapata in aria, cerca di superare Calabria, pallone indietro, ancora movimento di Zapata che rientra in possesso di palla, al limite dell'area non c'è movimento da parte dei compagni, quindi si resta in possesso di palla e si continua per il vantaggio, ancora l'Atalanta in possesso di palla che a questo punto la fa girare, non c'è bisogno di attaccare, ma la verticalizzazione di Muriel era interessante per Zapata, mancano 30 secondi, quindi ragazzi ci confrontiamo a livello finita ad Udine, quindi anche Mandzukic è rullo proprio, anche lui è rullo, è quasi rullo. E quindi ancora il recupero, mancano 10 secondi, ma insomma è oramai finita, forse si vuol dare la soddisfazione di un gol della bandiera al Milan, ma l'Atalanta non ci sta, l'Atalanta vuole chiuderla così con il clean sheet, perché non è shit, perché shit merda si dice shit. Dovete allargare la I, non si dice I, si dice shit, quasi shit. Ed è finita, l'Atalanta batte il Milan 3-0, sportività da parte di Pioli che si allunga con le mani, no, però penso che stava dando la mano a qualche arbitro, non a Gasperini, ed ecco che arriva il fair play tra i due allenatori. Che saluta Gasperini, ragazzi, abbracci e baci, chiudiamo qua, che si sta salutando tutta l'Atalanta ovviamente perché da ex importante, chiudiamo tutto e adesso tocca a noi, io il link agli amici l'abbiamo già mandato e mi ero dimenticato di aver mandato la cosa. Pensate un po', non avevo mandato il link al gruppo Telegram. Faccio il mea culpa, ancora live, corriamo con ospiti, perché adesso arriveranno gli ospiti e avevo dimenticato, pensate un po', quindi se qualcuno non era stato avvertito da YouTube sono fesso io e adesso aspettiamo gli ospiti straordinari. Beh, che dire, Matti, che dire, voi l'avete recuperata allo scadere, broccoletti e patate. Beh, io invece mangio spaghetti con le vongole e carne alla pizzaiuola. La Roma la recupera alla fine, l'Atalanta la distrugge perché l'Atalanta si impone e quindi in questo momento con la Roma a 37 punti, l'Atalanta si mettono anche loro a 37, ma con una migliore differenza reti, quindi in questo momento l'Atalanta è terza in classifica con la Roma quarta, il Napoli ovviamente deve recuperare queste due partite maledette, una è maledetta e l'altra è quella di domani,
diventa complicata, la pressione sale per me, speriamo non per loro. Vado a cena, buona cena amico mio, lasciate il like mi raccomando, assolutamente. Comunque credo che domani possiamo capire se il Napoli tiene mentalmente o meno. Sviluppare la mentalità richiede tempo e stimoli, speriamo. DJ, è chiaro, no? Se qualcuno ancora credeva allo scudetto, domani c'è una risposta quasi definitiva, perché se tu vuoi rimanere attaccato a questo treno, e allora tu devi praticamente vincere senza se e senza ma, vincere bene, vincere male, devi vincere, devi impostarti e vincere. Se invece stecchi, pareggi, la sbagli, eccetera, eccetera, chi parlava di scudetto deve rendersi conto che questa squadra è fragile mentalmente, soffre le pressioni, magari sbaglia partite giocabili meglio. Purtroppo è così. La siringa era per Udinese Inter, ma fortunatamente non è arrivata. La classifica si accorcia, domani dobbiamo vincere assolutamente. Giancarlo, Osimhen dovrebbe essere convocato per domani, non lo so se sono già partiti, se è partito con il gruppo, però avevo letto di sì, quindi dovrebbe essere in gruppo. Non me lo aspetto in campo, ma me lo aspetto qualche minuto con lo Spezia, però è bene che cominci a stare in gruppo come è stato con Mertens. Se domani non mangiamo il campo spacco tutto, Antonio, ti capisco, io cerco di non spaccare niente, però dentro sto male. Peccato per i nostri 5 punti persi, sicuramente. Ragazzi, è buono se noi dobbiamo lottare con Roma e Atalanta solo perché abbiamo almeno lo scontro diretto in vantaggio per noi per la prossima. Quindi quello è un piccolo vantaggio che abbiamo noi se dobbiamo lottare con Roma e Atalanta per il 4º posto. Chiaro, perché il Milan e l'Inter sono comunque lontani, la Juventus ritornerà, quindi se noi lottiamo con quello, l'unica cosa positiva è che le abbiamo battute anche nettamente, però poi ci sarà il ritorno e dobbiamo stare attenti alla vendetta. No rigore, no parti, complimenti ai campioni d'Italia. Vedi che poi questo sarà inevitabile che si dirà, perché quando arrivano un numero di rigori così alto e non ti arriva proprio quando poi perdi, ecco che questo si dirà, ovviamente. E se lo devono pure tenere, che devo fare? Vale, io non so cosa vi siete detti dopo la Juve, ci tengo a dire la mia, sempre più innamorato del Napoli, Insigne è sempre il mio più grande capitano. Grazie Mariano. Abbiamo detto quello che dovevamo dire, Mariano, nel senso che la Juve ha meritato, i rigori si sbagliano e il Napoli ha avuto le occasioni anche con Lozano nel primo tempo e nel secondo tempo. È stato bravo Szczęsny e uno dei migliori in campo Szczęsny insieme a Quadrato. Nel secondo tempo loro hanno meritato di più perché noi ci siamo abbassati e quindi va bene così, poco da dire. Ti sbagli, l'Atalanta è a 36 dietro di noi. E perché? Ah, giusto, aspetta, fammi vedere, 33 punti avevano. Hai ragione, mea culpa Matti, mea culpa, sono a 36. 36, esatto. Quindi noi abbiamo ancora l'opportunità, vabbè, fammi stare zitto. Hai ragione Matti. Sto sparando numeri stasera, anche io, Falco, come vedi, alla grande. Amici Berini, io vi amo, però domani mi spiace, ma per me solo forza Butei. Ovviamente Domenico dice ci tradisci così, ma quello è proprio, cioè, come se noi andassimo a dire a lui abbi pazienza per domani, forza Napoli, e non è un tradimento, è la sua squadra del cuore, è proprio importantissimo. Mancano 15 like, ragazzi, mettete questi 15 like nel frattempo che arrivano gli ospiti a cui io ho mandato il link senza indugio, quindi lasciate il like così gli ospiti entrano in una live già bella piena di like. Noi poi faremo un'oretta con gli ospiti, adesso vediamo un pochino perché devo far parlare sicuramente loro e vediamo un po'. Sì dai, meritato proprio no, non è che poi la Juve ha fatto una grande partita, però ci hanno creduto di più, Marco. Non hanno fatto questa grande cosa, parate di Ospina non me le ricordo, però ci hanno creduto di più, noi abbiamo lasciato il pallino del gioco a loro, ci siamo abbassati troppo, io questo dico, per questo l'hanno meritata più loro. Il 2-0 è pesante, è 1-0 su calcio d'angolo, loro hanno Ronaldo, noi abbiamo Petagna. Questa è la... Per una volta non bisogna fare troppi panegiri, i famosi panegirici, no? È una partita di calcio che è stata risolta da un episodio.
contropiede alla fine non lo considero nemmeno. Io penso che dobbiamo dare tempo a Gattuso, ma da quanto tempo Gasperini bravo, quanti calci ha preso a Milano, bravo, bravissimo, cosa ne penso? Bravissimo, che poi questi giocatori, anche lo stesso De Zerbi sta avendo continuità, queste squadre che noi diciamo si muovono bene eccetera eccetera, Juric sta avendo continuità a Verona e poi ci piace, bisogna avere un po' di attesa. Peppone, grandissimo, carissimo, buonasera, rimane a vincere, assolutamente Peppone, è obbligatorio assolutamente, perché se no la classifica comincia a piangere, noi non la vogliamo guardare la classifica, ma dobbiamo rimanere attaccati a questo treno. Buonasera ragazzuoli bellini, vedo che adesso tutti a fine partita state venendo, me ne rendo conto, messo like, molto bene ragazzi, Peppone ti salutano tutti, ovviamente, buonasera. Chissà se domani ne approfitteremo, di solito quando le altre squadre fanno dei passi falsi il Napoli non vince mai. Robby, ma questa volta è diverso, le squadre non hanno fatto passi falsi, le squadre hanno fatto il passo giusto, la Roma ha vinto e l'Atalanta ha vinto, quindi il Napoli non deve approfittarne, perché il Napoli non deve guardare il Milan, il Napoli deve approfittare, deve semplicemente rispondere. Il Napoli ne ha approfittato nella scorsa partita. No, fuck, ma a 500 like Valerio sponderà di nuovamente i capelli. Però si facciamo così, a botte 500 like, a 500 like, tipo mi faccio un Caruso, mi faccio il famoso Caruso. Non lo so, lo potrei fare, però a 500 like non ci arriviamo, quindi sono tranquillissimo. Non c'è abbastanza gente, c'è qualcuno che vede e non mette, quindi sono tranquillo. Buonasera a tutti, sti saluti mi emozionano quanto un passaggio filtrante perfetto di Fabian Ruiz, alla grande Peppone, alla grande, ne abbiamo visti pochi ultimamente, speriamo che quando torna completamente rinato e rinfrescato. Amico bellino, forza Napoli, ciao felice. Non viene Vincent? No, io penso di sì, penso che Vincent ci metterà la faccia sicuramente, li attendiamo, però ovviamente post partita loro stanno facendo in questo momento il loro video di commento, quindi dobbiamo aspettare questo, loro lo posteranno, dopodiché entreranno in live e faremo parlare anche loro per un po', perché mi faceva piacere, oltretutto è tanto tempo che li volevo invitare ad entrambi, e prendiamo la palla al balzo visto che c'era lo scontro diretto e li facciamo fare un piccolo commento al riguardo in una giornata che insomma vede la Roma, vede il Milan, l'Udinese Inter anche interessante, dopodiché più in là ci sarà Fiorentina Crotone che dobbiamo capire se è una partita che effettivamente vale per la retrocessione o meno, ma insomma le partite importanti erano quelle là che sono state già giocate. Udinese Inter, è interessante che l'Udinese abbia bloccato l'Inter, un mezzo passo falso, sarà importante sentire Conte, attenzione a Giuseppe Argento, eccolo qui, senza parlare, proprio sostegno, supporto a prescindere, senza dire nulla. Giuseppe, ti ringrazio tantissimo. Osimhen convocato, Mariano pare di sì. Quello che è certo è che si è allenato col gruppo, non so se è partito così, ma potrebbe andare in panchina giusto per seguire gli amici bellini, insomma così. Valerio, ma secondo te abbiamo un gioco? Io penso di no, parere mio un abbraccio. Giovanni, il gioco ce lo abbiamo, il gioco è cercare di essere più veloci e più verticali sulle punte. Il problema è che questo gioco che è stato studiato proprio per evitare il tiki-taka del 4-3-3 che diventa sterile e torni sempre indietro e non entri mai perché non lo fai con quella velocità con cui si faceva con Sarri. L'idea di Gattuso era quella di, con Mertens e Osimhen, di essere più verticali e più veloci in avanti, direttamente lanciare i trequartisti che abbondano. Il problema è che venendoti a mancare sia Osimhen che Mertens devi fare di necessità virtù, e con Osimhen è più complicato. La chiave di tutto è Zielinski e la fase difensiva, quando dobbiamo aspettare gli avversari, perché ricordiamoci che ci sono anche gli avversari. Per me il gioco c'è, questo è il gioco, è diverso da quello a cui siamo abituati, ma anche con questo si può far bene.
si può far bene sicuramente. Ciao amico Bellino, Milano rallenta, tocca rispondere forte e subito. Pino Stracandido, tra l'altro Pino, io ti ho ritwittato immediatamente su Instagram il tuo balletto su Fragili Mentalmente, una cosa straordinaria, mi hai fatto impazzire, grazie. Però vedi anche tu vuoi rispondere al Milan. Milano rallenta, però come dici tu tocca rispondere, per me bisogna rispondere all'Atalanta e alla Roma, non al Milan, rispondere, come dici tu bene, all'Atalanta e alla Roma. Ciao, vogliono il gioco, ma hanno visto l'Inter stasera. Vabbè, i problemi delle altre squadre ovviamente sono lì per tutti da vedere, però noi dobbiamo concentrarci su di noi, ovviamente. Like propiziatori per domani, forza ragazzi. Rita li vuole, non sono per me. Io se ricevo troppi like mi degli capelli, quindi fatelo per lei. Conosco la mia squadra e so cosa succede quando bisogna approfittare di qualcosa. Spero solo di essere smentito. Napoli, mi raccomando. Top Gun, un'altra volta, non è approfittare, è rispondere. Approfittare, abbiamo approfittato la partita scorsa dove abbiamo vinto. Bisogna rispondere alle squadre che hanno fatto già bene prima di noi, non è approfittare, non dobbiamo approfittare di niente, rispondere. Siamo agili mentalmente, bravo Pasquale, con le notine musicali, bravissimi. Boom, 200 like, BBB, siete grandissimi, bravi ragazzi, che i like fanno arrivare gli ospiti più in fretta, noi li aspettiamo. E vediamo un pochino perché li ho messi like per il Napoli vincente domani, forza ragazzi. Perché dobbiamo accontentarci del quarto posto? Se Milan e Inter fanno passi falsi noi crediamoci. The Most Brain non è questione di accontentarci, è questione di renderci conto che insieme al Milan e all'Inter che stanno più avanti qualche passo falso lo fanno, ma comunque se il Napoli vince si porta a 37, il Milan sta a 43, quindi sono 6 punti in più, l'Inter sta a 41, quindi sono 4 punti in più. Quindi oltre questo passo falso devono farne altri, il Milan dovrebbe farne 2, hanno vinto lo scontro diretto, quindi non basta che il Napoli vinca 2 partite più del Milan, se loro ne perdono 2, cioè sono tante cose contemporaneamente, devono fare i passi falsi anche l'Atalanta, anche la Roma che sono davanti a noi, e la Juventus deve di nuovo squagliarsi. È una lotta tremenda, per questo non è questione di accontentarci, ma non dobbiamo vedere il quarto posto come una sconfitta, il quarto posto è un obiettivo, che sia importante questa cosa qua. No, ma hai ragione perché sto morendo. E tra poco devo anche andare a fare la pipì, ma lo faccio solo quando arrivano gli ospiti, se mi piscio addosso non fa niente. Parole in curva. Dire che Gattuso non ha gioco ce ne vuole, cambia 750 moduli durante la partita, un grande allenatore, se lo si tiene altri 3 anni si formerà un bel feeling. Ricordo che Sarri all'inizio fece mio peggio. Sarri ci ha messo 5 partite per capire, ma attenzione, il primo ospite è pronto e lo lancio immediatamente, vediamo che è anche munito di cuffiette, bravissimo, e vediamo se io non le metto, se siamo a posto. Via. Buonasera amico mio Vincent, ti salutano tutti quanti, fammi togliere la mia musichetta così evitiamo accavallamenti. Alla grande, come ti senti? Mi sento, già tanto che mi sento. Allora, ho fatto il video e devo dire che è dura, ma devo dare a Cesare quel che è di Cesare, l'ho detto anche nel video, per 70 minuti buoni non abbiamo capito niente, e merito all'Atalanta, grandissima Atalanta, non un grande Milan, ma niente da dire. Io comunque il Milan l'ho visto vivo, anche sul 3-0, non so come l'hai visto tu, l'ho visto che comunque si provava, non erano saltati del tutto gli schemi, e niente, comunque ho visto un Milan sotto le sue aspettative o sotto le sue potenzialità, secondo me. E mi sono anche abbastanza stancato di perdere ogni volta un uomo, perché anche oggi il Calulo è uscito in barella.
e infatti non capivo perché comunque Kalulu stava comunque giocando bene, nonostante insomma... Lavatura sul primo gol di Romero, alla fine se ci fai caso, da quando è uscito Ilicic è iniziato proprio a imperversare in modo proprio illimitato, anche se prima ha fatto il devasto lo stesso, però Kalulu qualche anticipo, qualche come posso dire, limitazione, ecco, gliel'ha recata. E niente, comunque campioni d'inverno, diciamo. Ecco, questa è la cosa positiva, confermato. Come ho detto nel video, se mi avessero detto a me quando è, a ottobre, settembre, quando abbiamo iniziato il campionato, sei a 43 punti, salve a tutti quelli che mi stanno salutando, grazie per l'ospitalità. Se mi avessero detto a settembre, ottobre, quando che il Milan a fine girone di andata fosse primo a 2 punti dalla seconda, che è l'Inter, e avendo perso solo 2 partite contro Juve e Atalanta, non proprio le ultime 2 squadre del posto, cioè la rosa più forte che secondo me è la Juve, e la squadra più, non vorrei dire più forte, però sto Milan mi dice che mi impone tra le squadre più forti e comunque più difficili di questo campionato. C'ha un'intensità l'Atalanta, quando stanno bene è impossibile Ma infatti, ecco, mi hai fatto ricordare, adesso mi fai ricordare quello che ho detto arrivavano sempre prima di noi, seconde palle, non ne tenevamo più una, ci aggredivano subito, e anche col lancio lungo, le seconde palle, Tonali erano in palla, e poi io l'ho detto oggi, io sfido qualsiasi squadra di Serie A, e ho detto anche d'Europa, contro questa Atalanta di oggi. Io dubito, per esempio, gli ottavi di finale cioè Real Madrid-Atalanta, ecco, io ho visto che Real Madrid è uscito in Coppa del Re con una squadra di terza divisione spagnola. Se l'Atalanta gioca come ha giocato oggi, veramente poche squadre in Europa riescono a fermarla. Io la penso così. Assolutamente sì. Robby Bales, ringrazio per il supporto, senza domanda. Ragazzi, fatemi anche qualche domanda per il nostro ospite che viene nonostante insomma la batosta, e quindi lo ringrazio 2 volte. Assolutamente, no, ma grazie a te per l'invito. Poi diciamo che ho goduto quest'anno, dunque è giusto metterci la faccia anche quando si perde. Nei E per momenti... fortuna è successo poche volte. È successo poco, e infatti. Sempre Forza Milan, il centrocampo non mi è piaciuto, dice Michele. Ma anche a me non è piaciuto Tonali, non mi è piaciuto Meite, però Meite, cioè, cosa di vuoi? Già che è Meite, cioè nel senso non posso pretendere chissà che. Tonali non mi è piaciuto, soprattutto il lavoro che fa Bennacer, di controllo palla, di smistare i palloni caldi, diciamo, e andare a cercare le geometrie davanti, il fraseggio, è stato veramente una pecca. E sì, alla fine, oltre a quell'ingenuità sul rigore, diciamo, non all'altezza come tutto il Milan, però non all'altezza di Kessie, che abbiamo visto durante questo campionato veramente imporsi come uno dei migliori nel suo ruolo, dunque un mediano di rottura. Oggi, so se te la ricordi, un'azione dove era circondato dai giocatori dell'Atalanta, lui è spostato un po' sul centro-sinistra e se ne esce praticamente con una finta di corpo, li manda un po' tutti al bar e conduce palla. Dunque io che sì, tra i tre, diciamo, poi anche Brahim Diaz non mi è dispiaciuto, si vedeva, ci ha provato, ha avuto anche un paio di tiri, ha preso il palo, strano, è tipo il 16° legno che prende il Milan, e niente, dunque, se devo bocciarne 2, anche se Tonali non voglio ovviamente bocciarlo, 20 anni, ecco, non mi pare il caso, ti dico Meite e Tonali, un po' meglio, che sì e Brahim Diaz. Allora, sto fatto qua di interagire con i veri tifosi è bellissimo, perché la sportività e il rispetto sono la cosa più importante. Grazie Giorgio. Io ho conosciuto Vinsanti in altre live, ho subito apprezzato il suo approccio a come vede la partita, e quindi era inevitabile collaborare, assolutamente. Grazie mille. Allora, vediamo un pochino. Il Napoli ha fatto quello che non ha fatto il Milan, ha avuto più ritmo di loro ed ha approfittato della profondità che ti lasciano. Ecco, perché noi facciamo il confronto, abbiamo fatto in live il confronto con l'Atalanta
quando noi l'abbiamo battuta 4-1. Sì. Un'Atalanta che devo dire sicuramente non era nella forma in cui stava adesso, Anche però il Napoli è stato verticalissimo, cosa che ha fatto vedere l'Atalanta oggi contro il Milan. E a proposito di Atalanta, non posso non far entrare immediatamente, la vedo nello sfondo, la bravissima e bellissima Franci Loca, detta anche sui vari social Francidea. Ciao ragazzi, grazie per l'invito. Grazie a te per averlo accettato. Possiamo togliere il bannerino perché non ha importanza, oramai l'abbiamo saputo quando è finita la partita. Abbiamo avuto un mini editoriale di Vincent che ci ha detto la sua. Ciao, Francesca. Ciao. Per questa sconfitta del Milan, una vittoria molto netta da parte dell'Atalanta. Io credo che l'Atalanta oggi abbia fatto la partita della vita. Io vi giuro, era da tempo che non riuscivo più a vedere un'Atalanta così compatta, veloce, brava nei passaggi, ha fatto squadra, non ha concesso spazi, cioè Romero che si è attaccato a Ibrahimovic, secondo me l'ha accompagnato anche negli spogliatoi a fine partita, perché lui era lì e non si schiodava. Una partita che sono molto contenta di aver vinto, perché tra l'altro dal punto di vista della classifica per noi è molto importante, perché alla fine recuperiamo 3 punti sul Milan, 2 punti sull'Inter che ha pareggiato con l'Udinese, quindi devo fare i complimenti a tutti, ma in particolare me li sento di farli a Romero, come ho detto, perché in difesa è stato perfetto, Zapata davanti che è stata una cosa in cresto, un fiume in pieno, un po' come Ilicic, che tra l'altro ha segnato il rigore, cosa che per noi, a me mette sempre un po' di ansia quando ci danno i rigori. Non ce lo dire a noi, Francia. Perché noi con le percentuali dei rigori non andiamo benissimo, anzi, quindi sono contenta che l'abbia messo dentro e sono contenta. Mi dispiace naturalmente per Vincent, però d'altronde qualcuno doveva vincere. Ci sta tutta. Ti chiede Mariano, meglio Ilicic o Romero? Io non voglio influenzare la tua risposta, volevo solamente sottolineare il fatto che oltre alla marcatura Romero a un certo punto era per l'assist. Gol e assist. Ha salvato un gol su Mandzukic. L'assist su Zapata alla fine. Una partita incredibile, però Ilicic è stato comunque anche devastante, era una forma quando è in vena, quando il fantasista è in vena è difficile fermarlo. A te, se vuoi sceglierne uno. Sì, no, guarda, allora Ilicic ormai adesso, vista anche la partenza di Gomez, Ilicic è diventata la nostra nuova bandiera, ha giocato benissimo, si è procurato, mi veniva provocato, quindi molto molto bravo, però Romero ha fatto la partita oggi, lui oggi è stato in difesa, è stato centrocampo, è stato attacco, assist, gol, ha fatto tutto. Romero ha fatto tutto oggi in campo, quindi se devo scegliere tra uno dei due ti scelgo Romero, perché oggi davvero partita da 10 per lui. Mentre Marco ci dice che peccato che non tifi Napoli, ovviamente. Sono cose che non si scelgono, ragazzi, la fede è così. Io tra l'altro, Vincent, non so se lo dissi anche quando ci siamo visti nelle altre live, io sulla mia culla avevo il doppio gagliardetto, avevo il gagliardetto del Napoli e del Milan, perché a mio padre era un simpatizzante del Milan, perché era la squadra degli operai all'epoca, prima che poi arrivasse Berlusconi, e quindi praticamente io avevo la possibilità di scegliere, presi quello azzurro e da qui si è partiti da tutto, però il Milan è una presenza nella mia casa, infatti mi aspetto che a un certo punto c'è dell'affetto, diciamo, per il Milan, sì, c'è quella simpatia, poi dopo Berlusconi che è cambiato completamente il calcio, il modo anche di affrontare le società eccetera eccetera, lo spendere tanto, è cambiato anche quello in famiglia, però mi aspetto all'improvviso una telefonata di mio padre. Anche il Napoli è cambiato, diciamo, anche certamente sì. Siamo cambiati tutti. Vincent, tu invece, se vuoi identificare il migliore, quello che ti è piaciuto di più dei tuoi o quello che proprio non ti è piaciuto? Il migliore è difficile, secondo me il meno peggio, o comunque
sufficiente, come hanno detto anche il Ciuchi. Non è male come paragone. Diciamo, lui ha un po' dei tratti un po' più centro-sudamericani. Sì, è Mi l'occhio, tengo però. sul Caucasico, ecco, a parte quello. No, sì, Kier, che comunque anche se, come ha detto Francesca, Zapata esondava, no, su quella parte lì, io ho visto comunque anche Calabria e Kier impegnati, più Kier, è stata veramente una bella lotta, non dico pari, perché non l'ha annullato, però come posso dire, non mi viene il termine, l'ha contenuto in quel tempo. Sì, Secondo me con un altro difensore faceva, più con il fatica. Bonucci della situazione, non me ne voglia Bonucci, secondo me con la marcatura è un po' da rivedere, ecco. È Avrebbe chiaro. fatto un po' meglio, ecco. Infatti io questo Romero, che insomma, che era, secondo me lo stanno rimpiangendo le grandi squadre, che secondo Ma è della me... Juve lui, no? Era della Juve, no? È Ancora... ancora della Juve, noi però abbiamo il diritto di riscatto, non A abbiamo quanto? il titolo definitivo, noi Romero. Quant'è il diritto di riscatto? Non lo Forse so, 30, mi pare, no? Non vorrei dire una cavolata. non ti saprei dire. Mi scusi. Comunque, viste insomma come stanno, loro non è che non ne hanno, perché ovviamente Chiellini e Bonucci hanno la loro età e probabilmente devono No, ma lasciare... ho detto Bonucci perché è il primo che mi è No, venuto in mente, diciamo. mi viene in mente perché mi parlavi di difensori centrali e quindi Romero impressiona, devo dire la verità, impressiona, e probabilmente avrebbe fatto comodo con la mancanza di De Ligt, ultimamente anche di Demiral, alla Juve un Romero avrebbe fatto probabilmente comodo in questa fase del campionato. 18 milioni di euro il riscatto. Tu dici No, 18? io ho letto Romero è un nuovo giocatore dell'Atalanta, il difensore arriva dalla Juventus in prestito biennale con diritto di riscatto del cartellino fissato a 16 milioni di euro. Perché la Juve l'ha preso dal Genoa a 30 milioni. E poi io ho letto così, può essere, potete smentire. Infatti io avevo detto 30 all'inizio. Quindi fanno una minusvalenza importante, perché se... Sì. Comunque hanno fatto un giro a Genoa, Juventus, diciamo che sono squadre sempre in orbita Juventus a livello di l'Atalanta, la Juventus e il Genoa. Donnarumma ti ha convinto appieno? Qualche imparabili oppure poteva fare qualcosa in più? Forse sull'ultimo gol, ma non mi sento anche perché là ti arriva con la porta spalancata, non puoi chiudere solo il palo perché sennò te la appoggia, anche perché mi pare arrivasse un giocatore dell'Atalanta dall'altra, c'era Romero in appoggio. Chiudono Sull'ultimo gol vai dritto per dritto, là mette il piede, poi c'è anche Kier che passa da dietro in scivolata sull'ultimo, però non mi sento di dargli delle colpe sui gol. Sicuramente poteva far meglio. Ci ha abituato bene. Franci, è proprio l'Atalanta, tu hai parlato della partita della vita, questa è proprio l'Atalanta che ha impressionato negli anni, anche nell'anno scorso, insomma, la disponibilità di tutti a fare pressing alto, a raddoppiare e a lasciare anche la propria posizione prendendosi dei rischi, però poi gli avversari non sanno più chi marcare, perché se il difensore centrale ti continua la corsa fino al limite dell'area diventa difficile. Sì, guarda, io in realtà in questa partita, per dirti, ho visto anche 2 o 3 inserimenti di Toloi, per dirti, che vabbè poi non sono andati a buon fine, però sì, uno dei nostri punti forti secondo me è il fatto che non sai mai chi può farti gol, perché alla fine noi abbiamo difensori Romero è un difensore, eppure ci ha segnato oggi, ha salvato la partita contro il Midtjylland, perché noi perdavamo 1-0, l'1-1 l'ha fatto lui con un colpo di testa. Quindi sì, in realtà l'Atalanta è una squadra che non sa mai bene come fa partire l'azione e sicuramente è un punto a favore. Funziona perché funziona automaticamente. Il compagno sanno già dove passare la palla. Secondo me tante volte guardando l'Atalanta ti rendi conto che loro anche senza alzare la testa dal pallone tirano la palla e sanno che là ne trovano uno dei loro. Quindi diventa difficile, sì, ma diventa difficile anche perché in realtà poi lì davanti noi, per dire, questa sera sapevamo di dover fermare Ibrahimovic, lo blocchi, sta lì, è fermo,
Da noi chi blocchi? Blocchi Ilicic, ti parte Zapata. Se non parte Zapata c'è Pessina da dietro che subentra. Quindi diventa molto difficile da quel punto di vista lì. Poi certo, stasera hanno giocato tutti titolarissimi e tutti i titolari per noi sono, secondo me, il centrocampo titolare è uno dei più forti della Serie A. Poi magari mi potete smentire, però io vedo tanta qualità. Purtroppo, tra l'altro, non ci sarà Gosens con la Lazio nella prossima partita perché era diffidato ed è stato ammonito. Però c'è Mele, che è il nuovo acquisto, che si sta inserendo molto molto bene. Non è Mi sta male, piacendo tanto. Sì, non è perché male, non è male. ha imparato subito quello che è il gioco di Gasperini e quindi si fa trovare sempre pronto, quindi meno male. Decisamente sì. Angela ti chiede cosa è mancato oggi al tuo Milan, se riesci a identificare un momento. Ma più cosa è mancato, cosa non è mancato all'Atalanta, vorrei dire. Cioè, Quindi sì, ci sta. No, perché va bene adesso, conoscendo un po' la piazza e anche i social del Milan, è molto impulsiva la cosa, ma credo un po' dappertutto, ormai in Italia è così. Cioè, perde una partita tutto male, adesso andranno addosso a Pioli perché ha sbagliato. Secondo me ha sbagliato a mettere Meite dal primo minuto, anche perché hai dato, secondo me, quel segnale. Ecco, forse è questa l'unica cosa che mi ha un po' deluso, diciamo, poi il resto, cioè, ci sta, hai preso una rumba, non ti hanno fatto capire niente, applausi all'Atalanta e testa avanti, cioè, non muore nessuno. Però la cosa di aver paura dell'Atalanta, perché quello è un chiaro segnale di paura, o sfruttare una sua debolezza, ma secondo me, cioè, almeno io, prendendo anche esempio dall'Atalanta, quando è uscita col PSG quest'estate, non si è mai snaturata, non ha mai cercato di limitare il gioco dell'avversario, ma ha sempre affermato la sua identità ed è andata a perdere, però ha perso da Atalanta, ecco. Io avrei lasciato quel tipo di giocatore come Ben Diaz, che ha fatto bene nelle ultime partite, senza snaturare, mettere un centrocampista fisico di inserimento per le palle alte e snaturare un po' l'identità del Milan che l'ha portata ad essere primo, io dico meritatamente, poi non so come la pensate voi, e avendo perso solo 2 partite, 3 pareggi, mi pare, 12 vittorie, dunque Infatti io quando ho guardato le formazioni, qualche sito portava Meite dietro la punta, quindi lasciando il 4-2-3-1, ma in realtà anche per caratteristiche lui non ha quelle sì, caratteristiche. voleva un giocatore un po' come era Cristante all'Atalanta, cioè quel trequartista di peso che si inserisce per le palle alte, perché ha voluto limitare, sapeva che il pressing e la fluidità del centrocampo dell'Atalanta era superiore, magari mettere, anche se io l'avrei messo uno come Brahim Diaz, perché tu comunque vai a superare il centrocampo, butti qualche pallone in alto, Ibra comunque questa sera, anche se Romero ha fatto una super marcatura, qualche palla l'ha tenuta, cioè non è così, cioè, non è che non ne ha vista una. Se lì c'era in appoggio uno che la sapeva mettere giù, comunque col baricentro basso, no? Poteva mettere in difficoltà tutti gli armadi bergamaschi, secondo me era... l'avrei interpretata più così. Ha deciso così il mister, io rispetto la scelta, non sono nessuno per dirgli non ci hai capito niente, ha fatto così tanto bene. Questo si fa dopo le sconfitte, i risultatisti Sì. questo dicono dopo e lo dicono sempre dopo. Mentre fanno i complimenti a Franci per la partita, ovviamente si ritorna, aspetta, al discorso dell'idea di Meite è stata una scelta di mercato. Posso dire una cosa, Francesca, che prima non c'era? Sì. Io ho detto a Valerio, l'ho detto anche nel video post partita che ho fatto prima di entrare. Questa Atalanta, secondo te, io ho detto la mia, secondo me questa Atalanta di oggi, con questi ritmi, con questa fluidità nel gioco, con questo trovarsi a memoria, io per esempio mi ricordo una palla di Zapata, che senza guardare ha cambiato il gioco, doveva andare Mele là. Infatti si è visto che faceva così, diceva non è che possa andare e tornare. E, secondo me con questa Atalanta di oggi, di stasera, in Serie A le avrebbe battute tutte. E io ho detto che se questa Atalanta gioca con Real Madrid,
non darei per scontato un passaggio del Real Madrid. Non so cosa ne pensi tu. Guarda, io Ovvio, è difficile dirlo così, lo so che sì, sembra strano. certo. Ti dirò, io prima che la partita iniziasse l'ho pensato, nel senso che questo per noi è un banco di prove importante, per il semplice motivo che noi dobbiamo misurarci con quelle squadre che giocano, che si mettono in campo per vincere, per attaccare. Le partite che abbiamo fatto con l'Udinese e col Genoa sono partite che sono state inficiate dal fatto che loro comunque difendono, loro non vogliono farti giocare, difendono tanto e quindi non possiamo mettere in campo quel gioco a cui noi siamo abituati. I titolarissimi, come ti dicevo, sono molto molto forti. Il problema qual è? È che quest'anno tra Coppa Italia, tra Serie A e Champions League ci sono tante tante partite. Quindi è normale che bisogna inserire comunque altri giocatori. Noi per esempio con l'Udinese abbiamo giocato con Miranchuk, abbiamo giocato con Malinowski, non c'era Pessina. Cioè, è un turnover che è necessario perché purtroppo non sono bionici. Sono dell'idea che se potesse giocare sempre questa squadra di questa sera, le potenzialità sono tante. Cioè, devono giocare come hanno giocato questa sera, tra l'altro. Il Real è molto molto forte, però è stato eliminato dalla Coppa da una squadra di terza categoria, la da loro. Quindi in realtà, essendo anche una partita secca, può succedere qualsiasi cosa. Noi ci davamo per spacciati anche col Paris Saint-Germain l'anno scorso. Invece fino al 90° abbiamo avuto la possibilità di passare il turno, quindi io non mi precludo niente. Le partite vanno giocate, 90 minuti, sono sicura che Gasperini metterà in campo i suoi migliori titolari, perché comunque è storia per noi questa partita, quindi speriamo che possano avere le loro soddisfazioni. Ci dicono se il Napoli avesse vinto così col Milan sarebbe stata colpa del Milan. Questo ritorna sempre il discorso dei meriti e dei demeriti, no? Della squadra. Secondo me noi ci dobbiamo mettere in testa che quando una squadra gioca bene e si impone sull'altra, tu puoi anche perdere senza demeritare, voglio dire, se gli altri fanno le cose che devono fare. Ma poi dipende, secondo me, dalla partita, perché allora c'è, per esempio, ora che parliamo di Napoli, Napoli-Inter è diversa da Napoli, una sconfitta brutta che ha avuto il Napoli, non mi viene in mente, da Napoli-Sassuolo, per dirti. Cioè, è diversa. Noi abbiamo vinto Roma. Quindi... ci sono sconfitte e sconfitte. Per esempio, con la Juve, io mi sento di dire che la Juve non è stata superiore al Milan, almeno è stata superiore nei cambi, nelle giocate singole e nella condizione. Anche perché il Milan fino al 50° è una mia idea, ripeto, per me cioè dominato no, però ha tenuto testa con veramente l'infermeria strapiena. Dunque, Vincent, ti chiedo una sconfitta diversa, ecco, dice. A questo proposito ti chiedo, perché quando mi fanno la domanda se il Milan possa continuare fino alla fine, io l'unico dubbio che mi pongo è se il Milan ha cominciato la preparazione molto prima, molto più presto degli altri per l'Europa League, magari lì possono avere un po' di difficoltà più in là. Credi che a livello fisico possa soffrire questa squadra e comunque la società si sta attrezzando per avere una rosa più ampia, forse anche per questo? Allora, io ho sentito a Sky che dicevano, e ripeto, non ho controllato, però se lo dicono loro credo che il Milan abbia la rosa più profonda di Serie A, nel senso con più giocatori a disposizione. Ovvio che ci vuole la qualità, sono il primo a dirlo, e non la quantità, cioè almeno ci vuole sia la quantità che la qualità. Se hai 28 giocatori di cui 12 titolari, diciamo possibili titolari, è inutile. Se ne hai 22, 23 dove almeno 5-6 che partono dalla panchina possono sostituire quelli titolari, è già un altro discorso. E io dico che se oggi mi dicessero a giugno sei secondo, possibilmente con l'Inter che non vince lo scudetto, o comunque terzo, e l'Inter non vince lo scudetto, firmi? Io firmo, sinceramente. Ma questo è importante capire che la qualificazione in Champions non è un fallimento, anche se stai sfiorando. Ecco, bravissimo. Io non la prendo come... Ma poi, cioè, io penso che se il Milan è lì, primo non ha rubato niente, secondo me. Secondo, ovvio, sei lì, te la giochi, ed è normale.
E anche da come ha agito la società, io avevo fatto un video, ho chiesto un mercato ambizioso e audace, nel senso, devi capire il momento e devi avere coraggio, anche, e ho citato 2 esempi, De Laurentiis o comunque il Napoli 17-18, Lazio 19-20, dove purtroppo per voi, perché quell'anno vi tifavo anche abbastanza, non vi siete rinforzati a gennaio, a parte Grassi, mi pare, chi è che avevate preso? Reggini, il famoso Grassi e Reggini, bisogna dirli sempre tutti e due insieme. Grassi e Reggini. Grazie. Vabbè, e anche la Lazio, e ad aprile siete scoppiati, cioè senza cioè almeno oggettivamente così. E il problema è quello, sì, e non lo so, io non vedo, io vedo un Inter che è obbligato a vincere lo scudetto. Ma non lo dico da milanista, lo dico da uno che comunque ha visto non tutte, ma l'80% delle partite dell'Inter, e per quello che ha speso, per quello che ha speso anche l'anno scorso, per quello che ha speso per l'allenatore, che sono 48 milioni di euro lordi, con una situazione finanziaria non proprio florida, e quello che ha speso l'anno scorso per i vari Lukaku, per i vari adesso Bastoni 2 anni fa però, e non hanno vinto niente ancora, e rimangono 2 competizioni. Tra l'altro martedì c'è il derby di Coppa Italia, pregate per noi, e comunque secondo me l'Inter è obbligato a vincere questo scudetto. Certo, se poi l'Inter non è proprio il massimo che ci si aspettava, ci siamo noi, ecco. Allora, fatemi ringraziare un attimo l'ottimo Lino Pailo, grande live, un saluto a tutti gli amici bellini, e ringrazio anche Fabio con lo sticker semplicemente, e devo citare Fabio, ragazzi, perché voi ci crediate o no, adesso mi è complicato fare screenshot eccetera eccetera. Fabio ieri sera mi dice la Dea vince 5-0. Ora era bella forte come frase, insomma, non è arrivata a 5. Chiedi a Francesca di farti vedere, lei ha fatto un box, risultato esatto, io cosa ho messo? 0,5. Vedi? Allora era nell'aria questa cosa. L'ho messo in verità un po' per scaramanzia, lo metto sempre un po', però non ci sono andato a notare. Però quello che ci hanno fatto notare anche durante la live, durante la telecronaca, è che le quote davano il Milan vincente a 3 e l'Atalanta a 2,10, mi hanno detto, quindi ci si aspettava di più la vittoria della partita? Prima della partita ci si aspettava più la nostra vittoria con le quote, anch'io ho notato questa cosa, sì, e mi ha stupito molto, devo dire, sinceramente. Quindi ho un po' una questione anche di statistiche, che il Milan ne stava vincendo troppe, improvvisamente doveva scendere, o magari le defezioni nella squadra titolare, o l'Atalanta stava talmente bene che è difficile fermarla anche in trasferta. Vincent, una cosa, scusami. Vai. Questa cosa del 5-0 è una cosa che deriva, credo, dal 5-0 che era stato fatto qua a Bergamo l'anno scorso. Ma una cosa che i milanisti non sanno, che io gli vorrei far notare, è che loro in realtà hanno fatto, e non è una presa per il culo, un'opera di bene, perché in realtà in quella partita lì le magliette della partita, quelle verdi, poi sono state messe all'asta, e quello che è stato ricavato sono andate delle opere benefiche. L'aver vinto 5-0 ha sparato le cifre, ma in altissimo. Rispetto agli altri anni hanno raccolto molto molto di più. Quindi lo so che brucia ancora anche me il 7-1 con l'Inter, per dirti, però vi giuro, insieme ci avete fatto anche un'opera di bene, perché avete donato un sacco. Facciamo carità, facevamo carità con le nostre opere di bene in giro per l'Italia. Sono le magliette di Natale, quelle particolari? Quelle cos'era? Verde? Erano verdi con l'albero di Natale davanti. Quella di quest'anno brutta proprio, devo dire la verità. Quella non era proprio... Allora, mentre tengo in piedi la domanda per Vincent su Mandzukic, farà solo rifiatare Ibra o si può proporre un attacco a 2? Nel frattempo però ringrazio Giuseppe Argento per il moderatore che erroneamente mi aveva sospeso. Ah, che belli! Avevo letto quella cosa mentre i miei ospiti stavano parlando. Mi è piaciuto il tuo modo di corretto, Giuseppe, che hai detto, dato che era stato sospeso in maniera errata, ha detto mi sono sentito come Insigne durante Inter-Napoli, quindi
E mi rimando al discorso di Mandzukic. Ma Vincent, sei stato contento dell'acquisto? Come lo vedi? contento dell'acquisto perché ti dà quella sana ignoranza che serve sempre, secondo me. Come ha detto Maldini, nel calcio non giocano solo i bravi ragazzi, e sono completamente d'accordo. Poi qualitativamente, no, aspetta, vabbè. A livello, sotto il piano tecnico, che forse è meglio. No, ci stavi. Vabbè, Mandzukic, cosa gli vuoi dire? È un giocatore che ha vinto la Champions, ha quasi fatto vincere una Champions alla Juve, che è quasi meglio di fargli vincere una Champions. No, scherzo, non uccide la Juve. E tra l'altro con un gol incredibile in finale, tanta roba. A me, secondo me, è un bel jolly, perché già oggi l'ho visto a destra e comunque tornava, e l'ho visto, vabbè, ovviamente non era in condizione di farsi la fascia, capito? Come fa Saelemaekers, per dire, uno che gioca al Milan, però ho visto che tornava, l'ho visto che comunque fisicamente c'è, deve mettere un po' di minuti sulle gambe, anche di riprendersi nel mondo Serie A. Secondo me può essere un jolly. Effettivamente a sinistra, lui alla Juve giocava partendo da sinistra. È un po' chiuso perché c'è Rebic, che oggi ha fatto abbastanza pena, però tornava dal Covid, non è che gli puoi chiedere. Anche Hernandez, falso positivo, secondo me ha penalizzato un sacco la gara, perché ho visto un Hernandez veramente molto meno reattivo del solito, più che proprio meno reattivo nei movimenti, si lascia sempre prendere controtempo, arrivava sempre un attimo in ritardo, non è da lui. Fammi intervenire su Hernandez. Uno solo è tornato negativo da Covid e subito è stato il migliore in campo, è stato Quadrado, e qualcuno mi diceva anche che è stato il migliore in campo, e qualcuno, quando io ho fatto la reaction e ho detto guarda un po' proprio Quadrado, poi alla fine che torna improvvisamente ed è il migliore in campo, io non ho fatto come si dice, illazioni, nel senso che lui fosse negativo prima, che si stava assolutamente, non ci avevo proprio pensato. Ho detto proprio come siamo fortunati noi che quello che torna è la chiave tattica, perché la Juve probabilmente avrebbe giocato a 3, Gattuso lo dice io avevo sentito che avrebbero giocato a 3, quindi l'ho organizzata un pochino diversa. Torna Quadrado in piena forma e ci fanno quello che ci fanno. Invece non tutti, lo stesso Elmas, lo stesso Gerischi ci ha messo tempo per tornare in grande forma. Sì, evidentemente anche Hernandez paga un po'. No, lui era falso positivo, però ovviamente era in quarantena, dunque non si è potuto allenare, ha un po' interrotto la preparazione, no? Perché comunque sì, ti alleni, fai ciclette, fai cose, però non sei molto penalizzato, ecco. Ringrazio nel frattempo l'ottimo Emi Scouting, che il messaggio è sparito, ma me lo ricordo. L'Atalanta è mobile e io mi sento mobiliere, perché in questo canale noi facciamo continui e continuati richiami al film di Totò e io impazzisco ed è straordinario. Grazie Emi per il supporto e per la citazione. Andiamo a prendere qualche altro messaggio. Una dea perfetta, azzeccato completamente la partita, vale per noi questo risultato, va bene? Io dico di no, amico, perché avrei preferito una vittoria del Milan con la dea che resta dietro. Sempre le battute da dietro, lasciamo perdere. Ma con questa Atalanta lottare fino alla fine per il quarto posto non sarà una passeggiata. Con la Roma che ha pure vinto era meglio una vittoria del Milan o un pareggio. Vittoria del Milan ancora meglio per me, per quanto mi riguarda, però c'è sempre la questione. Tra l'altro, se la Juve vince domani, vince perché vince, e va a -4 e poi giocate contro la Juve, dunque Vammelo calma. Va -4 dal primo posto. Va a finire che lo vince Juve questo campionato. Amici Pellini, Forza Napoli, con Victor e Driss recuperati sarà tutto più facile e saremo anche meno fragili mentalmente. Il tormentone che ritorna, speriamo bene, amico mio. Se metti Mario Rui su Quadrado sei un vabbè, fai sempre lo stesso discorso, basta, non ti leggo perché poi tu se vai di insulto non ti leggo più, perché mi dà fastidio, noi ci conosciamo personalmente, ancora non ti hai imparato come ti ha comportato, cioè basta, non accetto. Grande idea completamente, già la Gillette.
Dopo 2 minuti a metà, perché poi i moderatori ovviamente si parlano anche tra di loro. Ragazzi, vediamo un pochino. Fava Bon, amico mio anche di altri canali, tra l'altro milanista. Quindi anche lui in questo caso penso non sia contentissimo, e ti invito, ragazzi, a seguire i 2 ospiti milanisti del web e Franci Dea, trovate il link in descrizione. Sono stranamente, ma dico stranamente, a numeri bassi. Franci perché ha cominciato da poco, stava solo su Instagram, ma adesso ha aperto il canale, e i milanisti web devono assolutamente crescere. Io sono di nicchia, non voglio i grandi palchi, io vago nelle... La qualità. Corridoi. Ma la qualità non è sempre quantità, ricordo. Sono d'accordo con te, assolutamente. Guarda te, solo... Vabbè, non faccio... Vabbè, mi fermo perché... Va bene. Secondo voi il Napoli riuscirà a approfittare questo stop delle milanesi oppure azzecca solide figure cac? Allora, chiedo anche a voi ragazzi da esterni, perché io non riesco a vedere questi 2 risultati come lo stop delle milanesi di cui approfittare. Io la vedo come dobbiamo rispondere ad Atalanta e Roma. Franci, come la vedi? Sai cosa? Io sono più sulla tua stessa lunghezza d'onda, nel senso che noi con il Napoli, con la Roma, ma anche secondo me la Lazio ancora, piuttosto che siamo diretti avversari per i primi 4 posti. Mentre io vedo, per dirti, Inter, Juve, Milan, più per quota scudetto. Secondo me l'Atalanta non è pronta per lo scudetto come non lo è altre squadre, ma perché non si sono preparate per questo. Quindi quando ci sono risultati come questi, io la vedo come te, cioè per me oggi la vittoria dell'Atalanta è uno svantaggio per un Napoli, per una Roma che però in realtà hanno vinto anche loro, quindi cioè, vi mettete nella condizione di dover vincere domani, perché le dirette avversarie hanno vinto, e se non vincete perdete 3 punti su quelle che comunque stanno lottando per i primi 4 posti, diventa più difficile. Poi io l'ho detto, quest'anno c'è la classifica corta, c'è il Covid, più infortuni perché non ci sono state le preparazioni atletiche degli altri anni, quindi è un campionato difficile un po' per tutti, e ogni risultato è importante perché cambia le posizioni. È anche più divertente secondo me, perché alla fine non avere sempre quello che vince con 10 punti di scarto rende il tutto un po' più vivace, però diventa difficile per tutti, perché anche per noi abbiamo molti più avversari per i primi 4 posti quest'anno, quindi diventa molto molto difficile per tutti. Vincent, tu che ti sei trovato da capolista per tutto praticamente il girone d'andata, eccetera. E spero di... No, dico, partendo dal presupposto che non dovevate vincere lo scudetto, ad un certo punto uno ci crede e dice uno può anche vincerlo. Ma il nostro obiettivo è il 4º posto. E siamo d'accordo, e lo sai che sono d'accordo con te. Nel momento come diceva Inzaghi l'anno scorso, il nostro scudetto è il 4º posto. Simone Inzaghi, fino all'ultima partita prima del lockdown contro l'Inter o contro la Bologna, non mi ricordo. Il nostro scudetto è il 4º posto, quando era -1 dalla Juve andava proprio a ritmo spedito con una partita a settimana. Io ancora non ho pronunciato quella parola affiancata al Milan e con quel verbo, diciamo, che in inglese inizia con la W e in italiano con la V. Non l'ho ancora detto perché evito di parlare prima. E poi infatti dobbiamo essere noi, ce ne sono. No, ma non è scaramanzia, oltre a scaramanzia, anche scaramanzia. Però per esempio oggi ho visto molti tifosi del Milan che diceva prendiamoli a pallonate, rivendichiamo il 5-0. Io ho detto ci sta, ma calma, cioè ci sta, capito, un po' fomentare la piazza, se sei una pagina grande mettere qualche video motivazionale, qualche coro, qualche trasferta a Bergamo, per dirti, famosa, tipo quella del 3-1 con Piontek. Mamma mia, che ricordo, beh, lasciamo stare. No, niente, dicevo, io il Napoli, la domanda era sul Napoli, giusto? La domanda era, tu da capolista ti guardavi dall'Inter, me l'hai detto, perché secondo te è costretto a vincere. Immagino che un occhio alla Juventus comunque lo lasci. Ritieni Roma, Atalanta e Napoli in grado di lottare fino alla fine per lo scudetto, oppure no, come io e Franci riteniamo? Insomma. È da capire se questo Milan, molti diranno
ormai è in corsa a scudetto, magari non è la favorita, che ancora non è arrivata a quello step. Io dico che attenzione, perché come ha detto Francesca, la classifica è veramente corta, cioè un attimo che ti ritrovi da terza a sesta, o settima pure. Dunque io aspetterei, ovvio siamo lì, guardiamo avanti, però guardiamoci anche dietro, perché vabbè, la Juve sappiamo è riconosciuto che non muore mai, che ha sempre questo riscatto, in qualche modo se ne esce fuori sempre, diciamo, da un momento di crisi. L'Atalanta, mh, non credo, anche se devo sceglierne una, se non deve vincerlo, vabbè, lasciamo stare. Se non deve arrivare prima il Milan, spero sia l'Atalanta alla fine, perché Inter, Juventus, mettiamo la favola Atalanta, che ormai non è più una favola, però Sì. facciamo, anche se A me fa sinceramente, morire vabbè. il mio presidente Percassi, che a inizio stagione lui dice sempre: il nostro obiettivo è salvarci. Bravo, Ma fa umiltà. bene così, fa bene così. Strano, eh? Ma io mi ricordo delle conferenze stampa, forse ricordate anche voi, di De Rossi, ma vi parlo di tanti anni fa, quando ancora era, diciamo, perno della Roma, è uno dei giocatori, per me è stato uno dei migliori centrocampisti alla sua epoca d'Europa, per me, quando era proprio il De Rossi forte. E diceva, andava in conferenza stampa e magari era tipo ottobre, novembre, dicembre, e diceva 40 punti, la Roma. Bene, abbiamo raggiunto quota salvezza, cioè mi piace questo coso di... per esempio, abbiamo fatto, siamo matematicamente in Champions quando mancano poche giornate e come faceva a Ranieri all'Eister, diceva, Sì. dobbiamo salvarci, non ci poniamo limiti, siamo in Champions e poi, come aveva detto, dritti al titolo andiamo a prendercelo. No, no, comunque sì. E io vi dico che domani il Napoli gioca contro No, il Verona, mi pare. non dire proprio niente. Per la Franci, io ho vissuto a Osio sotto 34 anni prima di venire in Messico per lavoro, sono romanista, però grande simpatia per la Dea È e, Osio Sotto, è proprio il paese che si chiama così. e quindi mi rimando, visto che lui romanista, mi aggancio alla domanda di Marco Piras: la Roma riesce a svoltare questa crisi o è solo un'illusione la partita di oggi? Chiedo risposta a Francesca e poi a seguito a Vincent, mentre io vado a fare la pipì, perché che tutti sappiano tutto quello che succede in questo canale. Vado, vi lascio, siete i padroni, fate i bravi, mi fido tranquillamente. Guarda, ti dico la mia, Marco. Io questa crisi la vedo molto molto simile alla crisi che abbiamo avuto noi con Gomez, quindi io sono vicina ai romanisti. Il punto qua è che la situazione è un po' più complicata perché nel nostro caso i giocatori si è rivelato poi fossero dalla parte dell'allenatore. In questo caso qua i giocatori sono dalla parte di Dzeko. Addirittura dopo la partita di Coppa Italia non volevano più allenarsi loro sotto Fonseca. La cosa rende in realtà la crisi molto più grave della nostra, perché nel momento in cui la squadra non risponde più all'allenatore diventa una cosa molto molto complicata. Io l'ho sempre detto, alla Roma secondo me quest'anno manca la mentalità. Anche solo la partita contro di noi, loro fino al 70° c'erano, hanno lottato, poi gli si è spenta la luce all'improvviso. Solo che il fatto che gli si spenga così spesso li portano a perdere tanti punti per strada per una squadra che in realtà secondo me quest'anno potrebbe lottare anche loro per piani alti, perché la qualità ce l'ha. È una crisi che porta tensioni nello spogliatoio e di solito le tensioni nello spogliatoio alla lunga logorano e non portano a niente di buono. Quindi adesso stiamo a vedere cosa sceglie anche la società, da che parte schierarsi, perché a questo punto la società da una parte o dall'altra deve schierarsi o dalla parte dell'allenatore o da parte del giocatore. Sicuro diventa più difficile per loro cambiare tutta la squadra piuttosto che cambiare l'allenatore, quindi si trovano anche un po' legati da questo punto di vista. Non so cosa ne pensi tu, Vincent. Allora io, sai, tra l'altro ho fatto un video nel pomeriggio con, non so se te lo ricordi, Remo Contro, credo di sì, quello con cui abbiamo fatto delle live, tifoso della Roma, di cui abbiamo un progetto, vabbè, siamo zitti, ancora è un po' un casino, ma stiamo cercando di ripartire. Comunque, io penso che il problema, allora, primo non so cosa è successo realmente,
non so cosa è successo con Dzeko, non so cosa è successo nello spogliatoio, non so niente. Io però cacciare via Fonseca mi sembra un po' presto e mi sembra ancora troppo non chiara la situazione. Io penso che è diverso dal caso Gomez, perché anche la cassa di risonanza che ha una piazza come Roma, i mass media nocivi molte volte, qua mi espongo, perché secondo me i media romani, radio, stampa romana sono molto nocivi per la Roma e anche per la Lazio. E la cassa di risonanza e anche il polverone che si è alzato intorno, secondo me è stato maggiore ed ha intaccato di più la storia che quello che ha fatto la stampa con Gomez. Cioè, secondo me il caso Gomez è più reale del caso, tra virgolette, Dzeko Fonseca, che c'era già state delle liti in passato contro il Siviglia in Europa League. Sicuramente non è una situazione molto cordiale tra lui però non conoscendo le dinamiche dello spogliatoio, ecco, non saprei dirti. Io comunque ho visto una Roma oggi che ha reagito ha avuto una reazione quasi nervosa con la vittoria contro lo Spezia. E praticamente 2 gol su 3 dello Spezia sono arrivati da errori banali, individuali, cioè perché Paolo Lopez la respinge là, gliela lascia appoggia e Smalling svirgola, cioè non credo sia un problema di tattica, diciamo, di come è messa giù la squadra, ma problema di testa. Vuol dire che qualcosa c'è che ha perturbato l'ambiente. E poi ho sentito l'intervista perché è finita proprio poco prima dell'inizio della partita, dunque stanno facendo pre-partita Milan-Atalanta, post-partita Roma-Spezia. Non ha parlato di Dzeko, diciamo che secondo me una frattura c'è stata e bisogna vedere. Io sinceramente non vedo un Fonseca lontano da Roma per ora. Poi magari si svilupperà più avanti, si sapranno più cose e allora alzerò le mani e cambierò idea. Grande, ok, grazie ragazzi, siete stati straordinari ovviamente, ma non avevo alcun dubbio. Chi ha i capelli più lunghi, Francesco? Non lo so, sai, se penso che stiamo là. Facciamo un po' un controllo perché i moderatori mi hanno detto che io 500 mi dovevo tagliare ancora un po' più di capelli. Come sta? No, lei, Francesco. Noi siamo nel Re Leone, quindi non penso che tu possa competere, però ci sei, ci sei. In vantaggio tu e in vantaggio la Francesca. A 500 like mi dovevo tagliare un'altra volta i capelli, mi stanno facendo tagliare i capelli a ciocca a bot di 500 like. Alla Camoranesi che si era tagliati i capelli in finale dopo. Esatto. Sì, io ho detto che vabbè, ma non lo faccio. Faccio il mellone solamente a 100.000 iscritti, quindi non succederà mai. Se il Napoli vince l'Europa League te lo fai. Allora, se il Napoli vince l'Europa League faccio un taglio particolare, strano. All'Anfic te li fai. Sì, faccio una cosa strana, l'ho detto, me li faccio azzurri e faccio un taglio strano. Scudetto pure Napoli, eccetera, eccetera, quindi non succede. Scudetto puoi anche dire che vai in giro per New York nudo, tanto non credo che bravo, non succede comunque e quindi siamo tranquilli sotto questo punto di vista. Allora, buonasera, meno male, attenzione, lui addirittura si chiama fragile mentalmente, guardate che cosa straordinaria. Adoro. Male che l'Udinese è scarsa, ragazzi. Ovviamente noi tre non abbiamo potuto guardare la partita dell'Inter, quindi però si potrebbe fare quelle finte, sai, di quelli che non sanno e comunque parla un Inter che ce l'ha messa tutta, che però in realtà è stata leggermente sfortunata. Udinese organizzata, partita tirata, fisica ma succede molte volte. E lo fanno che non vedono e ne parlano e quindi non possiamo dire se l'Inter in realtà meritava, se Musso ha fatto miracoli, eccetera. Io ho visto la parata di Musso su Lautaro. Ecco. Bella parata. Però ho visto anche all'intervallo, ho visto qualche reazione di qualche tifoso dell'Inter, anche dei titoli dei video di YouTube che ho visto prima, partita un po' soporifera, diciamo che non ne hanno approfittato, ecco. Io penso che Vai. Scusa, vai. No, dicevo che secondo me l'Udinese a me piace molto come squadra. Anzi, oserei dire una cosa che ha detto anche
il mio grande, uno che stimo insieme a Valerio, uno dei miei youtuber non milanisti preferiti, è Catto, il grande Catto, che ha detto che, vabbè, lui ha esagerato, ha detto che con De Zerbi l'Udinese sarebbe quarto. Io volo più basso e dico che comunque l'Udinese ha una signora squadra, secondo me, da 10° posto, ma proprio a mani basse, perché comunque ha dei giocatori di qualità e di quantità. Musso, Striger Larsen, Arslan, Zegelar anche non è male, De Paul, Pereira, Deulofeu, Pussetto, cioè tutti giocatori, signori giocatori. Sono d'accordo con te, e poi hanno i cosiddetti specialisti delle varie cose da fare, Sì, sì. Velocissimi, pensati fisicamente. Quindi l'Udinese ha preso il Llorente. Vale, le ho guardate entrambe live su 2 telefoni diversi, sei un pazzo scatenato. L'Inter ha fatto un solo tiro in porta con Lautaro su errore dell'Udinese in stile Rachmani, ok. E poi mi hanno raccontato mentre eravamo in live di un De Paul dominante, questo possiamo dire. Io vi aggiungo che ho letto che De Paul ha un accordo, cioè vi aggiungo, ho letto che De Paul ha un accordo a giugno con l'Inter. Se ne parlava di De Paul all'Inter, e Gaetano ci dice: partita molto tirata, con occasioni non sfruttate da entrambi, pareggio giusto, ma l'hai vista? No. E quindi così fanno molto spesso, ma no, poi non ammettono. Mentre l'Udinese prende anche Llorente, a quanto pare. E mi parlavano di lasagna verso il Verona. Sì. È un po' un colpo per il Verona, che ha, insomma, è un pochino fragile. A me, fragilemente, a me lo stavo dicendo, no, il Verona a me piace, gioca, e facciamo un accennino giusto, ragazzi, in chiusura verso il Verona. Voglio anche la vostra opinione. L'avete affrontata? Come è andata a voi? E che cosa perché il Verona secondo me manca la finalizzazione, quindi prendono Lasagna forse per quello, ma in realtà Lasagna non è proprio un goleador, è uno che comunque ti dà velocità. Vincent. Allora, il Verona è una squadra tosta, organizzata, propositiva, che è come un po' no, paragonarla all'Atalanta no, perché comunque sono tipi di squadre diverse, anche formate in modo diverso. Forse il Verona è un po' più gioca con un calcio un po' più lavorato, no, nel fraseggio. L'Atalanta è più verticale, predominanza fisica, però Juric, grande allievo di Gasperini, e tra l'altro appunto dicevo simile all'Atalanta, perché comunque mi ricordo Tamez, che è un giocatore del Verona, che l'ha messo davanti alla difesa, il trequartista, prima punta, seconda punta, esterno, mezzala, ha fatto tutti i ruoli. Comunque sono giocatori molto polivalenti, senza preconcetti, diciamo, di posizione, e propositivo, secondo me può mettere in difficoltà qualsiasi squadra di Serie A. E contro il Milan me lo ricordo, perché il Milan va sotto 2-0 immeritatamente, deviazioni, 2 tiri in porta avevano fatto, mi ricordo, ed era l'unica volta che ho visto il Verona proprio schiacciato, cioè vedevo proprio un Verona snaturato, nel senso in 11 dietro la linea della palla, in 25 in area di rigore, comunque merito anche del Milan sicuramente, ma il Verona è una squadra rognosa che fino al 90° stava vincendo a San Siro. Ci sta. Vai Franci, tu invece che ricordi hai del Verona? Noi col Verona abbiamo perso 2-0, e ti dico anche chi ha segnato, perché mi è rimasto qui. Hanno segnato Veloso e Zaccagni. Il Verona credo che sia una squadra molto sottovalutata. In realtà hanno una buona organizzazione, hanno un allenatore che sa bene qual è il suo gioco e lo fa applicare. Ha giocatori che secondo me tra l'altro possono crescere tantissimo. Io penso per esempio a Salcedo, lo sfruttano poco ancora perché è giovane, però hanno giocatori che potenzialmente potrebbero diventare molto molto forti per me. Era stata una partita in realtà che noi avevamo giocato anche bene, però loro hanno sfruttato di più le loro occasioni, hanno concretizzato poi quelle che sono state le loro azioni, quindi in realtà bisogna dargli adito di questo, sono stati bravi. Sono sicura che è una squadra che in realtà potrebbe puntare anche ma non solo a metà classifica, che ne so, anche in realtà anche all'Europa League secondo me potrebbero arrivarci se mettessero degli innesti giusti e ci credessero un po' di più.
Quindi grande squadra, spero per loro che possano continuare ad andare bene, non troppo però, non troppo. Non Sempre troppo, il giusto, perché siamo già in tanti lì sopra, quindi sempre il giusto. Un attimo. È proprio vero, è proprio vero. Ragazzi, io voglio prima di tutto ringraziare i miei ospiti che mi hanno onorato della loro presenza. Vorrei anche lasciarli parlare un po' di più, ma sono io stanchissimo e devo assolutamente fare. Io non ho ancora mangiato, tra l'altro. Va bene così. Andiamo a vedere questa Fiorentina-Crotone che sta sullo 0-0, quindi ci rilassiamo. Uno scontro salvezza a tutti gli effetti. Match, mamma mia. Ma Vincent, che ne sai? Qua la Fiorentina, se non sta attenta. Ma No? io ho detto che big match appunto per sabato sera, diciamo, poteva essere migliore. Va bene così, ragazzi. Invito a passare sul qua. Prima lui, Vincent, del web. Passate, trovate il link in descrizione. Iscrivetevi. Vincono 1-0. Ha segnato Bonaventura. Bonaventura, proprio lui che ci segna sempre a noi. Jack, grande Jack. Al 20° Bonaventura porta in vantaggio i viola. E, tra l'altro posso fare un appello così per chiudere, non voglio fare il polemico, però a me ha dato leggermente fastidio la telecronaca di Caressa e Bergomi, posso dirlo? È una mia opinione. Non ci amano. Caressa e Bergomi amano l'Atalanta. Io ve lo dico proprio chiaramente. Non so come l'hai visto, ma a un certo punto era insopportabile. Cioè, c'era Caressa che pazziva, cioè ci sta la giocata di qualità, esaltarla, ma ti giuro, sembrava la partita che fecero con lo Shakhtar 3-0 dell'Atalanta, dove fossi stato anch'io telecronista, magari diventarlo sarebbe un mio sogno, avrei inneggiato all'Atalanta, però cavolo, giochi contro il Milan, non giochi contro una straniera, dico un minimo di imparzialità, ci stai a esaltare le giocate, ma un po' di contenimento. No, io ho risolto con DAZN in inglese e non li voglio sentire più certi personaggi. Forse è meglio, dovrei iniziare anch'io. Credimi che sia meglio. Un abbraccio a Vincent, grazie ancora per l'invito. Assolutamente, un abbraccio e ci vediamo presto. Franci, io sono contentissimo finalmente di averti avuto, ho una stima di te infinita. E gli amici bellini hanno tutti apprezzato. Ragazzi, iscrivetevi al canale di Franci Dea, trovate il link in descrizione. E veramente quando si capisce di calcio e si va oltre. Quindi grazie ancora, Francesca. Grazie mille a te per l'invito, è sempre un piacere. Per me il calcio è una passione, tanto che io vorrei diventare procuratrice sportiva, per dirti. Quindi è sempre un piacere anche confrontarsi con tifosi delle altre squadre quando sono comunque persone rispettose che ne capiscono. È sempre bello avere questo confronto per tutti, quindi ti ringrazio per l'invito, davvero. Grazie a te, ci vediamo su tutti i social, un abbraccio grande, ciao. E ragazzi, ci siamo. Io vi avevo detto che insomma doveva essere, oltre la telecronaca, avrei invitato gli ospiti sono venuti, ci hanno detto la loro, sono persone che ne capiscono, anche i numeri non contano nulla quando le persone capiscono di calcio e ne parlano bene, quelli devono essere così, come io sono stato ospitato quando i miei numeri erano infinitesimalmente piccoli da canali più grandi. Ecco che è importante, perché non hanno importanza i numeri, a me importa solamente la qualità. Vi abbraccio tantissimo, faccio un ringraziamento speciale ai miei mod che hanno fatto il solito lavoro straordinario. Buonasera a tutti gli amici bellini, agli ospiti, ai mod, a Valerio, iscrizione al canale, ai canali degli ospiti, Frangiloga, ai milanisti del web, buon sabato a tutti, a presto, fragili mentalmente. Grazie a tutti, ci sta penene, se ne aiuto, Mariano. Ci stava quando sono andato a fare le cose mie, a scrivere hashtag se ne aiuta, perché anche quello è un tormentone. E voglio bene. Francesca andrebbe invitato più spesso, non è super simpatica, ma chi si comporta bene merita sempre, assolutamente. Domenico, lo sai. Arrivederci Lino, ragazzi, un abbraccio a tutti veramente.
io sono stanco perché ho fatto la telecronaca e l'ho dopo con la ospitata, ma in realtà devo andare perché devo fare delle cose, perché il canale non si ferma, perché voi credete che io faccio giusto il video ogni tanto, eccetera, eccetera, ma il canale non si ferma. Io ho dei progetti, ho delle altre sorprese che vi devo portare. Domani probabilmente in live riusciremo a fare anche l'estrazione della giveaway per chi è qua, e quindi vedi Bobotta giveaway. Quindi state tuned, seguite tutte le cose che dovete seguire. Siamo fra se ne aiuta, esatto. Un abbraccio felice, un abbraccio Roberto, vi ho visti tutti, vi voglio bene, ci vediamo presto. Arrosta la musica, perché bisogna fare la cosa finale che bene, fatta bene, senza fragili mentalmente, ma ciao.